sabato 5 luglio, apriamo questo sabato, sarà un sabato con punto di domanda perché hanno detto che domani chissà cosa succederà, cambia il tempo, arriva la pioggia, i temporali, la grandine. Ne parleremo questa mattina per il cambiamento climatico con Valente Chieregatto, grazie manager soprattutto, ma che si occupa anche di questo cambiamento che a lui sta molto a cuore perché veramente i danni poi quando arrivano queste perturbazioni sono terribili, terribili anche perché non si investe nella fragilità del territorio, assolutamente, nonostante gli esperti, i glaciologi, tutti quelli che si occupano di ambiente dicono attenzione, bisogna investire, bisogna salvaguardare e danno anche delle linee guida, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega, qual è il problema? Poi tutti le mani nei capelli, questi poveri sindaci che sono gli unici che poi pagano le conseguenze, sono gli unici che vedi in giro, cioè da solo il sindaco che guarda l'acqua con qualcuno della protezione civile, tutto il resto è noia. E i disastri? I cittadini si rimboccano le maniche, ma fai le foto, mandale, poi vedrai il risarcimento che non si sa quando arriverà. Faccio le foto di cosa? Delle rovine faccio le foto. Allora, Valente Chieregatto, com'è la situazione dal suo osservatorio? Allora, io voglio subito sgombrare il campo da discorsi sui cambiamenti climatici sì, cambiamenti climatici no. I cambiamenti climatici ci sono perché li vediamo noi tutti, li vediamo ogni giorno sulla nostra pelle, li vediamo osservando semplicemente le cose, il territorio. E questo esula dal fatto che sia, tra virgolette, colpa di qualcuno, colpa degli esseri umani, colpa del naturale ciclo del pianeta. Lasciamo stare l'individuazione dei colpevoli, tra virgolette. Sappiamo che i cicli naturali del pianeta sono molto lunghi negli anni, nei secoli, nei millenni e quindi quello che è successo negli ultimi 200-300 anni è sicuramente strano se fosse veramente un ciclo naturale, però lasciamolo da un attimo da parte. Sappiamo con certezza che le cose sono cambiate, stanno cambiando e io ho portato qui un po' di slide che vedremo. Esatto, eccoli qua. Allora, questi sono cambiamenti che non possiamo non vedere, e cioè che la nebbia non c'è più o ce n'è pochissima, che la neve e in generale le precipitazioni praticamente assente, la neve in pianura, chi ha più di 50 anni se lo ricorda, più o meno scendeva tutti gli inverni e a volte anche scendeva tanto, adesso sono, non so, in Veneto penso che siano 10-15 anni che non scende o se scende ci arriva la spolveratina e se ne va dopo entro sera. Ci sono eventi estremi, trombe d'aria, temporali violenti, la tempesta Vaia ce la ricordiamo, che prima praticamente erano assenti. Il livello del medio mare a Venezia è aumentato di 25 cm dal 1901. A Venezia abbiamo dei rilevamenti giornalieri dal 1871 regolari, ma anche dall'epoca della Serenissima. E quindi lì non si scherza, quelli sono i numeri, non si può sbagliare. E le estati torride le stiamo vivendo ogni giorno, anche in questi giorni, lo sappiamo perché l'anticiclone che viene sopra il nostro territorio non è più l'anticiclone delle Azzorre, ma è l'anticiclone africano, che è un altro tipo di effetto climatico. Allora, per darvi l'idea, questi sono i giorni di nebbia a Verona, Villafranca e Milano Ordinate, che sono due degli osservatori dell'aeronautica militare più importanti, dal 1952 al 2019, e vedete che ovviamente sono calati drasticamente, erano circa un centinaio, adesso siamo a metà, ma la cosa interessante è che la nebbia, e anche questo sicuramente ve lo ricorderete tutti, era una nebbia fitta, non si vedeva. Adesso quando arriva la nebbia è una nebbia molto più dolce, molto più docile, si può andare in giro, ecco. E questo riguarda la nebbia. Questo schemino ci dà un'idea su due osservatori. Ecco, qui invece abbiamo la quantità di neve. In questo caso io ho preso l'osservatorio di Torino perché è quello che va più indietro nel tempo, quindi partono i rilevamenti dal 1787 puntuali e vedete che anche qui neve fresca al suolo. Attenzione, a Torino sta continuando a nevicare, è per questo che ho preso anche Torino, perché è una città molto vicina ai monti, quindi non è che possiamo dire che non nevichi più nelle città, però vedete
la quantità di neve che è caduta a Torino negli ultimi praticamente 250 anni è calata notevolmente. Adesso negli ultimi 3 anni mi sembra che abbia fatto una sola nevicata. Poi possiamo prendere questi dati, sovrapporli a tutte le altre città della pianura padana e sono più o meno simili. Possiamo andare avanti con lo schema dopo. Ecco, questo invece ci dice gli eventi estremi. Quindi il numero di eventi, diciamo, qua l'osservatore chiama disastri naturali, sono diciamo eventi che provocano danni. Ecco, fino agli anni 50-60 erano una decina, qua stiamo parlando di Italia, ok? Adesso siamo oltre 400. E lo vediamo sulla nostra pelle giorno dopo giorno che ci sono questi eventi. Adesso purtroppo domani attendiamo con le braccia conserte che ci sia qualcosa, perché sappiamo che succederà, perché quando il riscaldamento è forte, prolungato nei giorni, arrivano eventi estremi, è una cosa che la natura, diciamo, ci spiega, no? Poi qui possiamo vedere i livelli del medio mare a Venezia. Ripeto, queste sono rilevazioni molto puntuali. Qua lo schema parte dal 1872, in realtà abbiamo rilevamenti giorno su giorno, quindi di ogni singolo giorno addirittura dall'anno prima, 1871, e qua si vede che il mare si è alzato ed è per questo che a Venezia ci sono più acque alte, perché si parte da un livello che non è più lo zero idrometrico, ma è circa 25 centimetri più alto, quindi naturalmente è più frequente che ci siano acque alte. Tra l'altro le acque alte a Venezia poi si riflettono sul livello dei fiumi nella pianura, diciamo nella pianura davanti alla laguna veneta, quindi soprattutto la Valle del Piave, ma non solo, quindi diciamo Piave, Tagliamento, Isonzo, Adige, sono tutte condizionate da questo. E questo è poi l'ultimo schemino che ho portato, è la temperatura media dell'estate dal 1960 nella pianura padana. Questo è l'osservatorio, se non mi sbaglio, di Bassano, che anche qui dipende anche dall'osservatorio come raccoglie i dati. L'osservatorio di Bassano è un osservatorio che raccoglie i dati molto puntualmente. Anche qui siamo passati da 21 gradi, oggi siamo a 23-24, non è poco. Cioè, un paio di gradi è tanto. Sapete che parlano a livello internazionale di tenere la temperatura media sotto il 1,5 gradi di aumento. Consideriamo che la nostra zona, cioè il bacino del Mediterraneo, è una delle zone nel mondo che più sta assaggiando i cambiamenti climatici. Ci sono zone del mondo dove i cambiamenti praticamente non si vedono, mentre da noi, per motivi che non dipendono, diciamo, come dicevo all'inizio, da colpe, ma nel bacino del Mediterraneo si vedono di più i cambiamenti rispetto ad altre aree. È una sfortuna, chiamiamola come vogliamo, ma è così. E questo che cosa significa per noi, per la vita di tutti i giorni? Significa che paghiamo di più soprattutto l'energia. Perché questo? Perché siccome fa più caldo ci dobbiamo raffrescare, dobbiamo usare i condizionatori. I condizionatori sono un costo energetico per la loro produzione e poi, quando sono in opera, consumano energia. Quindi, consumando più energia, la domanda sul mercato, quindi la richiesta di energia da parte delle famiglie aumenta e quindi aumenta il costo a kilowatt. Quindi non solo si consumano più kilowatt, ma il kilowatt costa di più e lo vediamo tutti i giorni sulle bollette che ci arrivano a casa. L'agricoltura ovviamente, soprattutto per il calo delle precipitazioni, produce meno e anche qui l'effetto domanda-offerta sul mercato si riverbera sui costi, cioè quindi su quello che paghiamo, perché con più caldo ovviamente avremo meno produzione. Poi ci sono gli eventi estremi che anche quelli incidono sulla produzione agricola e quindi pagheremo di più il pomodoro, la pera o l'insalata, perché se ne produce un po' meno rispetto a prima. Non parliamo dei danni alle abitazioni e alle auto, che quando non capita di avere un danno, poi il danno comunque ci arriva, perché l'assicurazione sulla macchina, l'avrete già sperimentato tutti, aumenta, perché aumentano i costi per le assicurazioni. Quindi anche chi non ha avuto l'auto grandinata ha pagato comunque l'assicurazione di più negli ultimi 2 o 3 anni, perché le assicurazioni hanno dovuto pagare quelli che hanno avuto i danni. E quindi su chi si rivalgono? Sempre su di noi, no? E poi abbiamo i danni ai beni pubblici, quindi
il ponte che crolla, l'argine da rifare e tutti quei costi che sono relativi a eventi estremi che vengono pagati ovviamente dalla regione, dai comuni, dallo Stato, dalla protezione civile, che poi comunque alla fine paghiamo sempre noi con le tasse o con l'aumento del debito. Quindi alla fine queste cose non è che sono teoriche o buttate in aria, ma poi vanno direttamente sulla vita nostra di tutti i giorni, con le bollette, con l'assicurazione della macchina che costa il doppio o il triplo. Ma adesso qualcuno a casa sicuramente si ricorderà dell'ultima volta che ha pagato l'assicurazione della macchina, che è stato un bagno di sangue per tutti. E perché questo? Perché se l'assicuratore deve pagare migliaia di danni di grandi, e l'anno dopo deve aumentare il premio. Però il problema grande, caro Chievegatto, è che pagano le conseguenze e le fragilità. I più deboli? Ma in queste condizioni sono sempre più deboli. Se uno ha una pensione, uno stipendio veramente che supera i 3-4 mila euro, ma chi se ne frega anche. Il problema è che va a incidere sulle fragilità che non ce la fanno. È questo quello che io non riesco a capire. Ecco, noi abbiamo le fragilità che sono tantissime, a 360 gradi. Abbiamo veramente una popolazione che invecchia sempre di più, con patologie. Io ieri ho fatto un abbraccio a tutte quelle persone, specialmente i diversamente giovani, che sono a casa senza un condizionatore. Hanno dei ventilatori che poi se li attaccano consumano una marea che non lo sanno neanche, poveretti. E poi si vedono arrivare delle bollette astronomiche che non riusciranno a pagare comunque. Esatto. Là è quello che si colpisce, che mi fa rabbia, perché lo sanno che ci sono queste emergenze e che non ce la fanno, ma se ne fregano, perché i problemi sono altri. Allora andiamo a Jesolo, andiamo a vedere questo osservatorio, una delle città che in questo momento, ecco, è presa anche come spunto per capire come andrà anche la stagione estiva, il turismo, i consumi, perché è importante anche capire. Andiamo a vedere l'osservatorio a Jesolo. Jesolo incoronata regina dell'estate 2025, a dirlo l'indagine di Panorama Turismo Mare Italia dell'Osservatorio Italiano di GFC, la perla del Veneto, con un punteggio complessivo di 3.421 voti, prende il posto di Rimini, che si colloca a un soffio in seconda posizione con 3.347 punti. Grande soddisfazione da parte del presidente degli albergatori jesolani. Tutto il lavoro svolto in questi mesi ha dato i suoi frutti, questo ci rende particolarmente orgogliosi. Sicuramente l'insieme di eventi, di brand della località, di capacità professionale dei nostri albergatori, nonché dei nostri dipendenti, fa sì che si sia la prima realtà italiana, la prima spiaggia italiana, il che fa sicuramente grande piacere. L'analisi dell'osservatorio GFC va oltre le semplici presenze turistiche, valuta anche l'indotto generato da eventi di richiamo come il Festival degli Aquiloni, l'Air Show, l'Acqua Festival e i concerti, solo per citarne alcuni, che portano in città migliaia di visitatori fondamentali per l'economia locale. Jesolo dunque al primo posto anche per il rapporto qualità-prezzo, per essere una località trendy e alla moda, a cui si aggiunge un terzo posto conquistato per il suo essere spiaggia per famiglie. Negli ultimi anni abbiamo creato tutto quell'insieme di situazioni per diventare trendy, per diventare un brand internazionale, le nuove costruzioni, i nuovi servizi, le nuove realtà che sono nate danno sicuramente questo nuovo aspetto della località. L'insieme di eventi che siamo andati a costituire insieme all'amministrazione comunale, insieme al pubblico e al privato, ha fatto sì che ci venga riconosciuto questo. Allora, abbiamo visto questo osservatorio di Jesolo e abbiamo visto che è bellissimo. Avete visto quanta allegria, le frecce tricolori, cosa costano le frecce tricolori, mamma mia, però bisogna fare, bisogna dare. Allora io ne parlerei anche, ringrazio di essere qui con Abdallah Kerzagi, grazie Abdallah di essere qui con noi, per capire, ecco, tu che vedi, vivi in Italia, vivi nel Veneto, vivi a Treviso, conosci Jesolo, le spiagge, poi vai in Marocco. Qua voglio capire.
Cos'è l'osservatorio? Come vedi l'osservatorio in Marocco? Cosa ci differenzia? Com'è la temperatura? Come sono i mari? Perché abbiamo adesso visto con le slide che gentilmente ha portato Valente e che ha legato che il mare si sta alzando. In Marocco com'è la situazione? Allora, in Marocco per fortuna abbiamo due mari, abbiamo il Mediterraneo e abbiamo l'oceano. E abbiamo tanta ma tanta mare, quasi 7.000 chilometri di mare, quindi è una cosa che a noi ci fa bene. Soprattutto l'oceano che è molto movimentato, molto attivo. Sì, però noi sul Mediterraneo lì c'è una cosa simile, le spiagge sono sopraffollate, non c'è cura, non c'è inquinamento e quindi non c'è un'attenzione verso il mare, diciamo. L'oceano, essendo grande, si difende, nel senso che mi arrangio da solo. Sì, mi arrangio da solo, essendo che le cose che non accetta vengono buttate nelle sabbie e devono in qualche modo. Però noi siamo fortunati perché in qualche modo l'oceano ci salva, perché abbiamo così un lungo mare che ci aiuta molto a respirare, anche il clima è secco. Ma com'è l'attenzione per l'ambiente, visto che si parla molto, per carità, tutti si riempiono la bocca dell'ambiente, poi alla fine i risultati non è che li vediamo. Com'è in Marocco l'attenzione per l'ambiente? Il Marocco, diciamo, ha aderito in tutti i protocolli di intesa mondiale sull'ambiente e non è a caso che ha organizzato la giornata mondiale COP22, l'ha organizzata a Marrakech, c'è stata l'ONU, ci sono stati tutti gli stati, compreso anche l'Italia, qui hanno discusso un regime, un ordinamento, una disciplina per l'ambiente. Però noi in qualche modo siamo piccoli perché per fortuna abbiamo piccola industria che non inquina molto e siamo un paese di crescita, quindi come l'Italia nel 1980. Quindi tutto, se tu vai in Marocco lo vedi un cantiere, diciamo, aperto. Ma speriamo che limitano l'industria, quella che inquina soprattutto, perché quella non fa altro che fa disagio per l'ambiente. Sono soprattutto le multinazionali. Abbiamo Rinaldo, vai Rinaldo. Pronto? Rinaldo? Niente, no. Allora, Valente Chievegato, come il Ciao Mirella, Eccolo e qua. buongiorno ai tuoi ospiti. Guarda che non ti devo aspettare, Rinaldo, al mattino, vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. In quanto riguarda Venezia e il tempo di Venezia, se dico il tempo, quello dal 1950, mi lavoravo in barca, c'era i caighi neri che ti tagliavi con la siega, adesso non li vede più. Ma caighi proprio come si dice poi legato, che non ti vedevi niente, più disegnato basi di riferimento. E dopo, gli veneziani, navigando per i canali, per i righi di Venezia, che passi che cadeva e arriva in casa, no? E poi arriva in casa che avevi scaini, e in tanti anni, mi volevo lavorare 50 anni con le barche, ti vedevi i scaini sempre più sotto. Voleva dire che l'acqua cresceva e i passi un po' quella volta si andava sotto acqua, no? Del al tempo, se accorgevamo dell'acqua alta, tramite i scirocchi, i maltempi e robe. Una sera prima guardavamo fuori e sapevamo cosa che era. Adesso il tempo non è più credibile perché quello che poi nasce tutto, va in montagna, gli so tutto. Ma perché?
In montagna, quando andavo in montagna, a Cortina, sono andato a Dosoedo, sono andato a Pontelegno, in colonie, va bene. Ed era casette, qualche tabià, adesso in montagna, se città, era completamente esercitata, mi era le macchine, di tutto, è una cosa seriamente. Siamo niati che abbiamo rovinato il tempo. Se quello che abbiamo seminato. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio, hai detto tante cose, sentiamo chi è legato come commenti la telefonata di Rinaldo e soprattutto questa la mente umana di quelli che dovrebbero veramente, sono stati eletti anche per il bene dei paesi, delle comunità, vanno da un'altra parte, proprio mi sembra che non gliene freghi assolutamente niente. Gli unici che vedo a protestare sono i giovani, i meno giovani sono arrabbiati quei giovani che protestano per l'ambiente anche per loro, c'è un po' di confusione in giro, ma queste azioni cosa fanno? Nessuno li ascolta. Prego, chi è legato? Beh, innanzitutto devo dire una cosa, che tutte queste leggine che hanno fatto per limitare la libertà di espressione e di manifestazione lasceranno il nostro ordinamento sull'altare delle libertà e della forza che hanno le generazioni che vogliono manifestare e farsi notare. L'esempio su tutti è il Pride di Budapest, che doveva essere una cosa di 4 sciamannati, si è rivelata una manifestazione fantastica di migliaia di persone che hanno sfidato un governo illiberale e vergognoso come quello di Orban, ed è stato un grande successo. E questo sarà anche il destino di queste leggi fatte da alcuni poco di buono, che vogliono limitare la libertà di espressione, che è una cosa vergognosa, e dicono no, ma non possono le manifestazioni interrompere i pubblici servizi, non possono impedire alle persone di andare al lavoro. Ma tutte cose teoricamente giuste, ma che mondo è mondo, quando uno vuole protestare deve colpire nel vivo le persone, se no che cavolo di protesta è? Ma in generale dico, quando una protesta è una protesta, quindi una manifestazione delle proprie idee, del proprio pensiero, è una cosa sacra. Dopodiché è chiaro che se si commettono reati si paga sulla base dei reati commessi, dei delitti, questo ci mancherebbe altro. Non è che in nome delle manifestazioni delle idee si può spaccare vetrine o robe del genere, questo è sbagliato, è chiaro, no? Ma quello di limitare la possibilità di esprimere le proprie idee è una cosa vergognosa che, ripeto, siccome siamo in uno stato di diritto, in uno stato di persone che pensano, alla fine queste leggine moriranno in maniera naturale, perché le persone le faranno morire, è viva, quindi questo è. Poi dopodiché, io ho parlato prima di cambiamenti e di conseguenze sulle bollette, sui nostri costi. Ci sono delle soluzioni, ma certo che ci sono delle soluzioni. La prima soluzione è cominciare a pensare a un altro modo di concepire questa vita nei prossimi anni, decenni. Non possiamo più pensare di vivere sopra le possibilità nostre e di questo posto che ci ospita, che è il pianeta dove abitiamo. E consideriamo sempre un aspetto, cioè che il pianeta in quanto tale non è che gli freghi tanto della nostra presenza e di quello che facciamo, perché per la vita geologica noi siamo un brufolo da schiacciare, noi come esseri umani. Quello che in realtà stiamo modificando con i nostri comportamenti è l'ambiente ideale alla vita umana. Noi stiamo levando dal campo l'ambiente che ci fa stare bene, perché non è che possiamo dire che in questi giorni possiamo andare all'aria aperta e goderci il sole, perché non si può stare in questi giorni, non si può stare fuori. È inutile che facciamo tante storie. Potete stare fuori all'aria aperta in questi giorni? Non si può stare. È una cosa intollerabile e non è mai successo, se non in casi rarissimi nella storia dell'umanità. Ora succede tutti gli anni. Allora è possibile che noi si viva in un posto dove non si può stare, non si può uscire? Perché questo sta accadendo. Dopodiché questo cosa causa? Causa anche l'aumento delle bollette, l'aumento dell'assicurazione e tutto quello che ho detto prima. Quindi dobbiamo partire dall'idea che per evitare queste cose accadano in futuro, accadano di meno, dobbiamo modificare il nostro modo di vivere, riuscire a concepire una vita su questa terra più sostenibile. Allora, chi è legato? Però
Qualcuno del governo può rispondere: non è vero che non si può protestare, bisogna essere autorizzati, le manifestazioni vanno autorizzate. Ma io chiedo a Abdallah Kharzaji, ma in Marocco come funziona la protesta? Spiegaci un po' cos'è la sicurezza e la protesta in Marocco, come avviene? Ovvio che in Marocco dal 2011 ha avuto un cambiamento sul codice delle leggi e abbiamo fatto con la primavera araba. Lì ha dato molto possibilità alle persone di manifestare contro diciamo, il disaccordo. Vediamo ogni giorno delle manifestazioni di vari generi, non solo dell'ambiente, di vari generi, per esempio anche sulla questione palestinese, israeliano, c'è un molto forte attivismo, forte movimento sul pensionati, su un po' tutto, sull'ambiente, sul diritto degli animali. Sono sempre i giovani? Sono giovani, ovviamente i pensionati non sono giovani, ma sono anche i figli di pensionati che vanno insieme per rivendicare, per supportare i diritti. Diciamo che il Marocco, con il re Mohammed VI, abbiamo una concessione molto democratica, molto anche liberale su questo senso. Ma le prigioni in Marocco come funzionano? Allora, le prigioni in Marocco sono molto severe, però anche lì c'è un cambiamento. Per esempio, parlano già sulle misure alternative di carcere, braccialetto, queste cose. Cosa fino a poco tempo fa impensabile. Ma ad oggi è impensabile, però lo stanno discutendo perché per noi uno che fa un crimine deve essere adottato con diciamo deve avere la certezza della pena, esatto, questo che non c'è qua. Abbiamo Livio e poi continuiamo. Vai Livio da Padova. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Volevo chiedere, è inevitabile, come sappiamo, che Venezia verrà sepolta dal mare, dall'acqua, e il Mose non farà altro che ritardare un po' questo seppellimento dall'acqua, ma c'è una previsione di quando Venezia verrà sommersa completamente dal mare? Grazie. Speriamo proprio di no, visto che facciamo i giretti nello spazio, che trovino anche la soluzione non solo per lo spazio ma anche per la terra, perché veramente è un po' un bel problema se non si investe. Prego, Chieregatto. Se ci fosse qualcuno in grado di prevedere queste cose, penso che gli darebbero il Nobel. Subito sono cose assolutamente imprevedibili, non c'è una possibilità di conoscere il futuro sotto questo aspetto. Prima di tutto perché non abbiamo la certezza che tutti questi cambiamenti siano stati causati dalle attività umane. Abbiamo un fortissimo sospetto che questo sia il motivo, ma non c'è la certezza assoluta e non sappiamo soprattutto cosa causerà, cioè il cosiddetto effetto domino, rispetto a quelle che sono state le modifiche apportate all'ambiente naturale dagli esseri umani o dal ciclo naturale del pianeta. Questo non importa, ok? Ma questi cambiamenti ci sono e li vediamo, non sappiamo qual è l'effetto conseguente, cioè quello che causerà sugli altri cambiamenti, perché ogni cambiamento prepara un nuovo cambiamento, incide su quello che sarà l'effetto futuro dei successivi riscontri che ci dà il pianeta rispetto, cioè l'ambiente naturale rispetto a quello che viene messo in campo oggi. Il Mose è un'opera umana. In Olanda hanno fatto delle opere ben più importanti negli anni 60, 70, 80 che sono ancora in funzione, addirittura fino agli anni 90 hanno prodotto delle dighe pazzesche che funzionano. Tutti le attività umane sotto questo aspetto incidono, è ovvio che incidono, così come incide il Mose.
non sappiamo se sarà efficace fino a quando. Allora, alcuni dicono che fino alla fine di questo secolo i problemi saranno simili a quelli che abbiamo adesso, ma ripeto, non conosciamo l'effetto domino rispetto ad alcuni di questi cambiamenti. Il più, diciamo, temuto, adesso magari dirò una cosa un pochino più tecnica, è quello della corrente del Golfo. La corrente del Golfo è una corrente che parte più o meno dal Golfo del Messico e finisce dentro la Manica, quindi tra Francia e Gran Bretagna. Questo è il motivo per cui in Gran Bretagna c'è un clima nettamente più mite rispetto alle stesse latitudini, quindi Polonia, Bielorussia, eccetera, perché c'è questa corrente. La corrente del Golfo sta rallentando, ok? Per ora è un rallentamento abbastanza modesto, ma non si sa se questo rallentamento sarà forte o meno forte nei prossimi 10, 20, 30 anni, quindi anche lì. Perché noi abbiamo una conoscenza delle dinamiche ambientali dell'intero pianeta o anche quelle locali che è molto limitata. Cioè abbiamo fatto delle cose come esseri umani, ma non abbiamo tutte queste conoscenze così evolute rispetto a quello che potrà succedere. Conosciamo delle cose, ma sono limitate, quindi anche qui... No, il problema però che è legato, è vero, però in parte, nel senso che noi abbiamo degli esperti che danno anche delle indicazioni, come ho detto prima, che dicono di investire, perché grazie anche a questa grande tecnologia che abbiamo la fortuna di avere, e penso che qua i nostri ricercatori e scienziati non siano secondi a nessuno, anzi, ma non vengono minimamente ascoltati, perché l'investimento viene fatto da un'altra parte. Questo è il problema, non che non si sa o non si potrebbe, l'investimento viene fatto da un'altra parte, dove viene fatto fatalità, dove c'è l'inquinamento, dove veramente si azzerano tutti questi valori fondamentali per l'ambiente, che ne abbiamo appena parlato, perché si continua a produrre armi, si continua a investire sulle armi che sono deleterie per l'ambiente e soprattutto nel futuro dei giovani. Io non so cosa rimarrà a questi giovani, perché se continuiamo così, ecco, queste persone, questi grandi che decidono di invadere sempre di più, diventare sempre più forti, più ricchi, più potenti, come invadendo? Uccidendo la popolazione, perché questo avviene, per le terre rare, per le miniere, per tutte queste cose che veramente io mi domando, ma gli servono, che ne hanno già talmente tanti che non sanno neanche più cosa fare. Allora mi invento il gioco della guerra, tanto comando io, chi è che mi può contrastare? Abbiamo visto alle guerre. Io ho invitato anche Abdallah, perché è una persona molto acuta, molto fine, a dirmi il tuo pensiero su questa guerra di Gaza, su questa pace che non arriverà mai. Vi ricordate? Si parlava ancora con Arafat, che Arafat tendeva la mano, poi la tirava indietro, mi siedo al tavolo ma poi vado da un'altra parte, si continua così, e quello che vediamo è una cosa straziante. Parlavo di giretti nello spazio, vediamo i bambini che muoiono in maniera incredibile, queste uccisioni perché vanno a prendersi un pezzo di pane, un sacco di farina, che non ce la fanno, vengono uccisi. C'è una roba, ma è neanche da sentire, da capire nel 2025. Come vedi tu? Questa pace arriverà? Allora, Abdallah, cosa si sente? Tu che questa primavera araba, ecco, la senti, la vedi, hai contatti, com'è la situazione? Cosa dicono? Mi dispiace dirlo, ma sarà dura, perché finché Netanyahu fa tutte queste provocazioni, tranne la pace, di guerre, di Iran, di Siria, di Libano, di Gaza, di Cisgiordania, che loro sono vicini agli israeliani, anche lì provoca. E in tutto questo, diciamo, questo operato di Netanyahu, oggi come oggi lui ha un consenso più alto di prima, cioè questo è un problema, cioè è un grande problema. Io mi chiedo, gli israeliani, non sono tutti ovviamente per la guerra, ma come fanno a vivere
ogni giorno io quando mi sveglio in qualche modo non tranquillo perché ho la sofferenza di tutte queste problematiche, ma in qualche modo sereno e tranquillo. Però come fanno a vivere questa vita sempre attenti, sempre in conflitto, sempre incasinati? Ma questa non è una vita, questo è un inferno. Cioè noi ovviamente sappiamo che è un gioco grosso, non è un gioco soltanto di Netanyahu. Qualcuno sostiene Netanyahu, che sono i grandi finanziatori americani, che ovviamente Trump, che gioca e opera e orchestra Netanyahu. Quindi, però c'è una grande disagio per l'Europa, perché noi e tanta gente che fino a ieri erano anche amici di Israele, oggi non credono più agli israeliani. E come vedi il governo Meloni, questa Presidente, come la vedi tu? Per l'Europa non conta niente, la Meloni non conta niente, io non credo proprio che non contiamo proprio niente di niente, conteremo un po' meno, ma mi sembra che proprio ma niente. Meloni non esprime in modo chiaro sulla guerra, lei deve in qualche modo con l'Europa, devono fare delle sanzioni come fanno contro la Russia, devono avere anche una forma di lotta contro questa politica permissiva a Israele di fare quello che vuole. Quindi devono in qualche modo fermare questi... Ma se non è neppure unita per quanto riguarda certe tematiche anche ambientali, ognuno va per conto suo, cioè come fai? Ad esempio si parlava dell'esercito unico europeo, invece ognuno vuole fare il proprio esercito, non vedi che non c'è questa unione che dovrebbe esserci? L'Europa doveva servire a questo, o sbaglio? Chi è legato? Allora, io premetto che sono totalmente a favore dell'esercito unico europeo, così sgombriamo subito il campo dalle cose. Dopodiché noi abbiamo un articolo della Costituzione che dice l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e poi prosegue dicendo che l'Italia è disposta a cedere una parte della propria sovranità per risolvere queste questioni. Quindi è perfettamente compatibile questo articolo con la creazione di un esercito europeo o di un esercito mondiale dell'ONU, chiamiamolo come vogliamo. Questo è quello che noi dobbiamo fare, cercare di arrivare come Repubblica Italiana. Poi, riguardo le armi, allora, se voi volete tenere buono un bambino, cosa fate? Gli date il telefonino, gli date i giochetti? Oppure cercate di capire come mai il bambino non sta bene, piange o frigna? No, perché se continuate a dargli il telefonino, prima o poi con quel telefonino, quel bambino vi farà del male, in un modo o nell'altro, no? Ed è la stessa cosa con le armi. Se si comprano le armi continuamente, prima o poi qualcuno di quelli che le armi le compra le userà. Ma mi sembra così normale, così ovvio, così pulito come ragionamento, che chi pensa il contrario semplicemente non fa un ragionamento. Comprare le armi vuol dire portarsi, prima o poi, in una situazione di conflitto. Poi si parla del 5%. Allora, ma lo sapete che cos'è il 5%? Adesso ve lo dico in numeri, così magari è più chiaro un po' per tutti. Allora, il 5%, il PIL italiano è circa 2.200 miliardi, ok? Il 5% è 110 miliardi. Cosa sono 110 miliardi? Perché è facile dire 110 miliardi. Sono, adesso guardate, lo dirò a fette grosse perché sennò è inutile che facciamo qua tante dietrologie. Sono 10.000 euro a famiglia. Ogni anno dopo anno. Ma scusate, è una roba logica? È qualcosa che ha un senso? No, provate a pensarci, provate a pensare se questo può avere un senso. Ve la dico in un altro modo, oggi spendiamo 30 miliardi più o meno di spesa militare, dovremmo arrivare a 110, quindi ne mancano 80. Allora, bisognerebbe, perché tanto per arrivare a 80 non è che puoi comprare i missili tutti gli anni in quantità disumane, perché alla fine non ci stanno più, no? Perché se li compri e non li usi, come dicono loro, no, dovrebbero essere messi da qualche parte. L'unico modo per aumentare la spesa militare in maniera corrente, cioè quindi che aumenta e poi rimane ogni anno, è assumere persone.
è l'unico modo, ok? Assumere persone, ma quante? Allora, per puntare al 5% bisogna assumere circa 1 milione di persone. 1 milione di persone, ma per fare cosa? Per fare cosa? Diciamo così, mettersi in guardia ed evitare la guerra? No. Se assumi 1 milione di persone è perché la guerra la vuoi fare. No, perché io penso che se un'azienda assume delle persone è per fargli fare delle cose, non è che assume delle persone per metterle lì e tenerle ferme. Per esempio Prego, Abdallah. Spagna ha avuto un'opinione diversa. Certo. Ha avuto il coraggio di dire io non ci sto su questo. Rimango al 2%. Lì vede anche l'autorevolezza dello Stato. Questo per noi ci fa onore che l'Espagna ha detto di no. Che è molto vicina al Marocco, tra l'altro, anche... Sì. Fisicamente, anche fisicamente. Abdallah, però quello che volevo capire, mandiamo anche queste immagini del festival italo-marocchino che ogni anno Abdallah organizza, questo festival che parla di inclusione, questo festival che fa capire usi e costumi, ma in un'armonia generale. Ecco, queste persone veramente che partecipano, è veramente dove io vedo tanti giovani, anche i nostri giovani, che cercano veramente di dare dei messaggi molto importanti, che è integrare. Cos'è l'integrazione, l'inclusione? Perché io faccio fatica, perché io dico sempre attenzione, perché qui esiste ancora il razzismo, me lo dicono i ragazzi che io ospito in trasmissione, studenti. Sì, è vero, siamo così, c'è il profondo sud ma abbiamo anche un profondo nord molto chiuso, che del Minovo combatta, che il diverso fa paura, specialmente ai marocchini, tutti i marocchini, quelli che delinque, come ammettiamo, come faccio a integrare? Perché così si sente, magari non c'è neanche a marocchino, magari c'è tunisino, però è un marocchino, ma sempre ori, ma solo loro. Abdallah, come vivete queste sensazioni? Che so che tu le capisci. Ormai deve viverla in ironia. Con ironia. Con autoironia, prenderti in giro, che le persone dicono che sei un marocchino. Io ti racconto un episodio da ridere. Siamo andati a Bologna, sono andato con una camicia blu e con un completo. E la mia macchina, diciamo, e con degli italiani. Allora, quando abbiamo finito da mangiare, sono andato a pagare, sono io il presidente della cooperativa, sono andato a pagare perché siamo andati per un progetto. E il signore del ristorante mi ha detto, si fidano di lei. Gli danno anche, oltre alla macchina, gli danno anche il bancomat, che lui pensava che io sono l'autista e anche il... E questo ci fa ridere e noi tutto il viaggio ridevamo di questo episodio, nel senso che perché lui non ha, la persona del ristorante non ha maturato che un marocchino può pagare per il gruppo, può avere una macchina buona, capito? Perché dopo ma almeno stessero zitti, si esprimono anche. Ma però... Magari lo pensi, ma non lo dici. Però è bello che l'ha detto comunque. Io ho capito. E tu cosa hai detto? No, io ho detto, guarda che si fidano, sì, l'ho lasciato. Ascolta, Abdallah, ma... Tu fai parte o hai fatto parte anche della consulta regionale, sei stato il primo ad avere la cittadinanza italiana proprio dallo sceriffo Gentilini, pensate in anni non sospetti, diciamo così, dove c'era ancora questo senso di appartenenza che non guardava forse tanto il colore o la provenienza, adesso è molto dura. Come vedi questa cittadinanza che non è stata presa in considerazione con il referendum? Ecco, questo Ius Scholae, adesso c'è la guerra tra Tajani e Fratelli d'Italia e la Lega che non ne vogliono proprio sapere. Tu come la vivi questa storia? Ma ovvio che secondo me chi ha promosso questo referendum ha sbagliato qualcosa. Prima di tutto non c'era un consenso
diciamo almeno maggioritario, Si sapeva. si sapeva. Poi ovviamente anche gli interessati, che sono gli immigrati, non è che credono tanto alla politica italiana, non credono, cioè loro vanno perché loro hanno una simpatia per qualche persona, ma Vanno non a votare, dici sì, tu? sì, ma non per un progetto politico o per una provenienza ideologica. Per sentito Sì, sì. dire, No, non perché per mi ha sentire detto perché è vado. quello, oppure l'amico dell'amico e vengono. Poi ci sono per esempio l'Est, tanti dell'Est votano la destra per esempio, per dirti, non sono perché per loro è la memoria sempre anticomunista, antisinistra, rimasto fino ad oggi. E quindi non c'è un progetto politico da elaborare. E per noi, anche vedendo questa 33 partito politico italiano che litigano ogni giorno, che non c'è una concretezza. Un'unione, una concretezza, poi la persona ti promette di tante cose, il giorno dopo quando in governo non ti rivolgi neanche la parola. E quindi io a questo punto faccio come le altre, abbraccio la persona che mi sta simpatico, che mi avvicino e lì le do il mio voto, nel senso che non credo Come più funziona la cittadinanza italiana? Spiegalo bene, perché Allora, non sono 10 anni, sono 12, 13 per avere Sì, anche adesso, dicono 10 ma sono di più. Come funziona la cittadinanza? La cittadinanza italiana si dà per diversi motivi. Prima di tutto, se qualcuno fa qualcosa per il governo italiano, un sacrificio oppure un leader di qualche squadra di calcio, un'attività importante. Mette in piedi anche un'attività imprenditoriale. Un'attività anche, importante? No, su quello no, su quello perché rientra nel... Però sulle persone, per esempio, o salva qualche famiglia da qualche, oppure fa qualche azione buona, umanitaria buona, ma all'estremo buona, Sì. allora le viene concessa dal presidente del... Cioè uno si tuffa per salvare una persona che è andata a cittadinanza. Esatto. Tu fatevi tutti a questo punto, noi saremo là col salvagente. Sul piave no però, non tuffatevi che è pericoloso. Senti Abdallah, Poi vai. per matrimonio, poi anche per residenza, questa è la residenza che è più interessante. Che nel senso, una io persona, italiano sposo una marocchina, lei automaticamente la cittadinanza. lei dopo 2 anni dopo può 2 anni. presentare la domanda di cittadinanza. Dopo 2 anni che è dopo 2 sposata. anni. Poi anche per residenza, che è la cosa più importante, secondo me, una persona che dopo 10 anni di residenza, che ha sempre dimostrato un lavoro, un reddito, una disciplina, questo è per merito, diciamo, merito importante. E poi c'è anche adesso, hanno fatto anche l'esame di italiano per poter avere anche Poi ci sono anche le provenienze, diciamo che io sono italiano, vivo in Canada, era anche fino al 3° grado, 4° grado, adesso l'hanno limitata. Per le parentele antiche. Allora fermiamoci perché devo andare assolutamente in pubblicità. Ho forato ma devo andare in pubblicità. Abbiamo in linea Marina da Venezia. Vai Marina. Sì, buongiorno a voi. Avevo una domanda che riguarda il Marocco. Io volevo sapere, se vado in Marocco e voglio abitare lì, dopo quanto io potrò essere con la cittadinanza marocchina?
Grazie Marina. Allora, domanda provocatoria tra virgolette, grande Marina. Allora, sentiamo come funziona se vado in Marocco, lavoro in Marocco, vivo in Marocco, la cittadinanza? Allora, intanto il Marocco da poco, non da tanto, che ha cominciato a concedere la cittadinanza marocchina alle persone. E Dopo quanti anni? no, dopo 5 anni di residenza e 5 anni. Sì, 5 anni. Poi deve chiederla, non è che il Marocco te lo dà così, deve chiederla. Poi per quanto riguarda le persone che hanno sposato una marocchina, un marocchino che ha sposato automaticamente gli viene data tranquillamente. Non aspetta 2 anni come qua? Non aspetta 2 anni, no. E che requisiti bisogna avere? Ma ovviamente la residenza è un lavoro, un reddito, e lì, anche senza reddito, però per residenti ci vuole un reddito. Valente Chieregato, so che volevi aggiungere qualcosa alle parole che ho detto prima, prego. No, ma allora, siccome ho fatto studi storici, volevo ricordare, siccome anch'io mi chiamo Chieregato, una parte della mia famiglia viene dal Polesine, una parte dal Trevigiano, da Catron di Roncade, e per cui sono figlio di questa terra orgogliosamente. Però voglio ricordare a un po' tutti quelli che ci seguono che questa terra si chiama Veneto perché c'era un antico popolo dei Veneti prima dei Romani, poi sono arrivati i Romani, poi sono arrivati gli Unni, gli Ungari, sono arrivati i Longobardi che arrivavano dal nord della Germania come origine, e poi sono arrivati gli austriaci, i francesi, la Repubblica Serenissima. È arrivato di tutto e di più, fino a che nell'Ottocento, quindi l'altro ieri, se parliamo di storia, l'impero inglese, soprattutto l'impero inglese, ma anche i francesi e anche altri, anche gli olandesi, si sono inventati che esistevano nel mondo dei popoli geneticamente inferiori. Se lo sono inventato perché dovevano giustificare al proprio popolo, quindi alle persone del proprio popolo, che siccome andavano in giro per il mondo a razziare, a schiavizzare e a sfruttare le popolazioni delle colonie, dovevano giustificare queste azioni, e quindi si sono inventati che andavano in giro per il mondo a portare la civiltà, primo, che poi non portavano la civiltà, ma in secondo luogo che portavano che andavano a civilizzare dei popoli inferiori, così come ha fatto per esempio nel caso dell'ospite qui di fianco la Francia con il Marocco. Ora, questa invenzione, che è un'invenzione, perché se voi aveste una macchina del tempo, andaste all'epoca dei Romani, arrivava una persona africana a Roma, nessuno ci faceva caso, non esisteva il concetto di razzismo perché semplicemente non c'era nessuna giustificazione. Poi la Serenissima. La Serenissima arrivava di tutto e di più ogni giorno e nessuno si faceva problemi di nessun tipo, ok? Mai. Nell'Ottocento è stata fatta questa invenzione. Allora voi che oggi andate in giro per la strada e guardate persone di origine magrebina o africana o cinese e storcete il naso, siete le vittime di questa invenzione, più che altro inglese e francese dell'Ottocento, che è una stupidaggine. È una stupidaggine storica, è una stupidaggine culturale. Noi siamo figli di decine di popoli che si sono avvicendati nella nostra terra, decine di popoli nella storia di questa terra, così come altre terre. Per cui oggi ci sono nuovi popoli che si aggiungono e che fanno parte e faranno parte della nostra cultura nel futuro. Chi non fa questo ragionamento è schiavo di una stupidaggine inventata tra l'altro neanche da noi, ma da altri, e se ne renda conto, per favore. Allora, io vorrei rivedere le immagini di questo festival italo-marocchino. Quest'anno Abdallah hai puntato molto sulla cultura. Ecco, hai cercato anche di alzare di livello, ogni anno ti migliori sempre di più, cerchi di dare qualche segnale, ma tutti questi ospiti illustri che arrivano, cosa dicono quando vanno via? Ecco, come secondo loro come li abbiamo accolti? No, si innamorano di Treviso perché le piace da morire
E poi anche il fatto che per loro Venezia, quando scoprono anche altri pezzi del Veneto, rimangono incantati. E poi non è a caso che il volo fra Marrakech e Treviso è diventato il volo più affollato, perché anche il festival ha contribuito su questo, perché vengono gli artisti con 2 milioni, 3 milioni di seguiti e questi vedono 2 milioni, 3 milioni. The follower. Ah, ok, no, perché sennò a casa dobbiamo spiegare. Sì. The follower e tutti sono affascinati di quello che vedono, perché l'artista o il famoso, il cantante o l'attore, che noi facciamo il cinema, facciamo musica, facciamo diciamo dibattiti e chiamiamo le persone più influenti del Marocco. Cosa senti? Tu che sei tanti anni, che veramente sono tanti anni che sei qui a Treviso, nel Veneto, ma tu giri il mondo, cioè tu non ti fermi, io quando lo cerco un colpo a New York, un colpo... Che profumo ha il Veneto per te? Io, se devo morire, morirò nel Veneto, a Treviso, perché... Avete capito? No, questa è una cosa bellissima. Per dirti che Treviso mi ha dato molto e io sono qui, capito? C'è la mia terra. Quasi si emoziona, Sì. Abdallah, guardate. È come Paolo Rossi, calciatore che era toscano, che si è fatto seppellire a Vicenza perché ha ricevuto dal Veneto, lui disse in vita, molto di più di quello che si aspettava, e infatti lo troviamo, chi vuole andare a trovarlo, a Vicenza. Allora, come ci saluti Chieregato? Ecco, con quale messaggio? Ormai l'ora è terminata. Ecco, abbiamo anche fatto un'altra unione, si scambieranno i dati per collaborare. Guardate che bello che fa Sveglia Veneti, tantissime volte succede questo, che non si conoscono gli ospiti e poi inizia un rapporto veramente o di lavoro, di socializzare assieme, molto bello. Prego Valente. Allora, un po' ho girato anch'io, forse non come il mio nuovo amico, ma quello che vorrei dire a chi forse non ha girato tanto è che se girate per il mondo, in qualunque posto del mondo voi andiate, che andiate in Cina, in India o in Africa o dove volete, troverete persone per bene che hanno idee, che hanno voglia di fare impresa, che hanno voglia di aiutare gli altri, e troverete persone che invece non hanno voglia di fare questo e che magari si comportano male, ma ugualmente in tutto il mondo troverete uno e l'altro. Per chi a casa magari adesso sta pensando ma quelli cattivi vengono tutti qua, attenzione, in Italia ci sono quasi 6 milioni di cittadini stranieri. Allora, se una piccola parte, perché stiamo parlando sempre di una piccola parte, commette delitti, il problema è punire chi commette i delitti in una maniera giusta. Non è colpevolizzare tutti gli altri, che sono la grandissima maggioranza, una massa enorme di persone che è qui per fare le cose per bene come si devono fare. E non di meno ricordiamoci che anche qui, tra chi è cresciuto, nato e cresciuto magari con antenati di secoli, ci sono i delinquenti. Quindi cerchiamo di guardare le cose con un po' di disincanto, togliamoci dalla testa questi preconcetti che sono sbagliati e ricordatevi che siamo tutti quanti su questo cavolo di pianeta per stare bene, e è molto, molto, ma molto più facile trovare persone interessanti che ci diano qualcosa lontani dalla nostra cultura, perché sono ovviamente l'incrocio di culture arricchisce il singolo e anche le comunità. Grazie Valente Chieregato. Quello che volevo chiedere invece a Abdallah Karzagi, questa voglia di far tornare anche la Serenissima. Io mi ricordo anni fa che tu hai fatto il festival italo-marocchino in piazza San Marco, pensate è arrivato qui Camelli in piazza San Marco, una cosa bellissima. Successo probabilmente anche nel passato. C'era anche il re,
però i negozi erano chiusi, ecco, avevano paura, io l'ho vissuta, perciò lo dico apertamente, chissà di cose, di chi, però la pioggia purtroppo ha rovinato tutto quel giorno là, un giorno bellissimo. Ma come sei riuscito a portare i cammelli in piazza San Marco? No, perché veramente... No, ma forse è più difficile portare il re. No. Veramente è portato il re, lui veramente ha fatto delle cose incredibili. Noi abbiamo lì insistito tanto era Orsone. Il sindaco Orsoni. Perché pensa che l'evento dopo Pink Floyd nell'89 non hanno più concesso la piazza a nessuno. Certo. È venuto il marocchino che elemosina tra tutti i politici, tutti gli amici, i preti, tutti che vanno da Orsone a chiederlo, ma dai la piazza. Era il primo festival italo-marocchino, però lei dice il re, ma noi abbiamo portato le foto del re, che lei vuole difficile muovere. Sì. Poi il bello che era una piazza come Jamalna, che è una piazza marocchina, tutto colorata, e poi lei ha visto con gli occhi che tutti i turisti sono venuti a incuriosire su la curiosità di questo evento. E per noi era un orgoglio importante, perché innanzitutto non abbiamo fatto male alla piazza. Quando abbiamo finito l'abbiamo pulita tutta e sono stati molto contenti. E poi per sfortuna è stata la pioggia, però rimani sempre, e quella cosa si fa una volta. Io non andrò a farla perché per la delicatezza della piazza e anche io devo farla solo una volta. Siamo riusciti, rimane nella storia. Rimarrà nella storia. Sì. E poi rimane come il primo atto del festival, è importante. Pensa che quell'anno noi abbiamo avuto una medaglia d'oro dal Presidente della Repubblica Italiana e la piazza. Grazie Abdallah Kerzagi di essere stato con noi, grazie a Valente Chieregato, manager, grazie, pubblicità. Guardiamo questo festival, che veramente sarà un festival, perché il villaggio delle associazioni che farà festa coinvolgendo tantissimo. Vediamo questa locandina e poi vi presento gli ospiti. Eccolo qua, guardate che bello il nome, il villaggio delle associazioni. Cosa vuol dire? Ne parleremo questa mattina col sindaco di Silea, finalmente è qui con noi Rossella Cendron, che veramente è molto attiva nel territorio, è una tosta, è una donna che cerca di avere anche sempre l'obiettivo, ma di centrare l'obiettivo in un momento anche molto difficile anche per i sindaci, non è molto facile, è difficile. E saluto anche l'assessore Francesco Biasin, assessore al sociale e all'associazionismo in generale, ma fa tante cose, e saluto, vediamo se è arrivato anche Paolo Battistini. Eccolo qua il nostro Paolo Battistini, perché assieme al comune di Treviso ha organizzato come Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada questo evento. È un evento che dovrà far riflettere, capire chi siamo, dove vogliamo parare, cosa possiamo fare, perché abbiamo tante forze ma disperse. Sindaco, intanto grazie per questa manifestazione, una delle tante che lei fa a Silea, ormai Silea nel mondo, perché lei è conosciuta dappertutto. Rossella Cendron è grande amica anche lei, come Mirella, di Abdallah Kerzagi, che è stato qua, perché si cerca di allargare la visione, di essere veramente un sindaco per tutti e a favore della comunità. Prego sindaco. Certo. Allora, questo evento, Mirella, prego. intanto ringrazio te per l'invito, che è sempre un'occasione preziosa di riuscire a trasmettere dei messaggi importanti, e ti ringraziamo perché anche grazie a te che abbiamo fatto rete. Ringrazio Paolo Battistini, appunto dell'Associazione Italiana Familiare Vittime della Strada, attraverso il quale siamo riusciti a fare un collante tra il comune di Silea, appunto il villaggio
villaggio delle associazioni, che ha avuto già una prima edizione ad aprile. Il tema fondamentale è quello delle istituzioni e associazioni e cittadini insieme per la vita. Ecco, non dobbiamo perdere questo focus principale, che è proprio quello di creare questa rete preziosa che vuole mettere l'accento su ciò che è importante per il benessere dei nostri cittadini, dell'associazionismo e soprattutto del valore aggiunto della collettività, perché se i cittadini conoscono le opportunità di stare insieme attraverso le associazioni, le più varie, perché qua avremo associazioni sportive, ricreative, culturali, che si occupano di integrazione sociale, di disabilità, quindi una vastissima gamma di associazioni in cui ognuno può ritrovare un pezzettino di se stesso e anche dare il proprio contributo, magari pensare a come dare il proprio contributo nella società. E allora questa doppia visione, ritrovate un pezzettino di se stessi, ma anche pensare a come dare un contributo in più. Noi provochiamo questa situazione e staremo a vedere, ma siamo sicuri che la risposta sarà davvero frizzante, anche perché, Mirella, mi ricollego al luogo dove faremo questo evento, giusto Assessore Biasi, che ha una portata storica davvero importante. Questo è il luogo dove per 30 anni c'è stata la cosiddetta Festa della Sardea. Chi non l'ha conosciuta? Chi non l'ha conosciuta si è perso un evento unico, animata dal gruppo Sile Folk, che ha sempre fatto volontariato, appunto, e appunto, ma questa tradizione che purtroppo per la burocrazia, anche per le vicende che riguardano oggi, anche le complicazioni delle associazioni con il RUNS, il terzo settore, tutte le complicazioni, non può più aver luogo in quella forma, ma prende un'altra forma, quella del villaggio delle associazioni, e quindi davvero in riva al Sile, in un paesaggio, in un contesto unico. Noi davvero speriamo che l'invito che stiamo facendo alla popolazione trevigiana, ma anche a tutto il resto, abbia un esito positivo, soprattutto per il valore sociale che ha questo evento. Sindaca Gendron, cos'è che la preoccupa di più in questo momento? A parte la burocrazia, perché veramente sta mettendo anche voi con le spalle al muro, per fare qualsiasi cosa diventa un dramma, questi palletti continui anche per fare anche il bene della comunità, e soprattutto la sicurezza. Cos'è la sicurezza nel 2025 per un sindaco, Gendron? Allora, la sicurezza ha più sfaccettature. La prima è quella della percezione della sicurezza, perché spesso appunto anche la prefettura e i dati ci dicono no, ma guardate che queste aree sono indicate come tra le più sicure anche a livello italiano, a livello nazionale. Ma la popolazione non ha la stessa impressione. Perché? Perché forse c'è un meccanismo in cui bisogna abituare le persone anche prima di tutto a denunciare tutti quelli che sono gli episodi di furti, vandalismi, episodi diciamo criminosi o con un'aurea criminosi, specialmente la storia del bullismo. Allora intanto bisogna abituarsi a denunciare e non a soprassedere perché tanto non cambia niente, no. Siamo assolutamente contro un messaggio di questo tipo, bisogna appunto che queste questioni siano rilevate, perché sennò altrimenti va tutto bene. E poi chiaramente c'è forse anche con il fenomeno che stai nominando tu, Mirella, il fatto che ci sia il bullismo, non possiamo non parlare di baby gang, questo termine che non mi piace perché sembra appunto che stiamo a New York, e invece ci sono proprio gruppi di ragazzi, di minori, di un'età sempre inferiore, diciamo, che si organizzano e si organizzano in gruppo e fanno bullismo, piccoli furti, piccoli crimini, eccetera, e questo dà una sensazione di insicurezza. E noi sindaci combattiamo questo tipo di fenomeni prima di tutto con la prevenzione, perché la cosa importante è lavorare per esempio sul disagio giovanile attraverso delle politiche giovanili ad hoc, con gli operatori di strada, con progetti specifici, già andando a intervenire per esempio con si chiamano le politiche educative,
con progetti studiati per il singolo ragazzo, perché ripeto che noi amministrazioni abbiamo il controllo delle situazioni finché questi rimangono alla scuola primaria, alle medie, con cui c'è un forte dialogo anche con gli istituti comprensivi, con i nostri presidi. Quando i ragazzi si spostano alle superiori è molto più faticoso, perché bisogna andare a cercare agganci diversi, e allora intervengono appunto politiche giovanili con progetti educativi ad hoc, ma intervengono anche l'ULS, chiaramente, che ha la delega da parte dei comuni del Trevigiano, e qui il nostro assessore Biasin potrebbe dirci ampiamente la sua, ma poi ci sono i temi di macrosicurezza che riguardano per esempio il tema della videosorveglianza, e che stiamo tutti cercando di rafforzare, perché abbiamo visto anche a Silea come rafforzare il sistema di videosorveglianza sia un deterrente ma anche un grosso aiuto per le forze dell'ordine. Spesso a Silea succede che i carabinieri, la polizia di Stato eccetera ci chiede le immagini delle nostre telecamere, perché Silea è un crocevia strategico e quindi lo è anche per la criminalità organizzata, e ci siamo trovati più volte a dare supporto in questo senso, e ringrazio anche la nostra polizia locale su questo, che è sempre attenta, attiva, e che ha intercettato casi critici sul nostro territorio. Un'altra cosa che mi ha molto colpito è questa attenzione verso il diversamente giovane assessore Biasin. Io sono venuta con lei a questa casa per i diversamente giovani, come piace chiamarli, Mirella, per la parola anziana non mi entra, proprio non mi entra, però questi diversamente giovani, dove ho trovato una vivacità, un'unione, un qualcosa proprio di bello, perché sono attenzionati. Questa donna, questa figura femminile dentro il bar, ma che veramente controlla tutta la situazione. Ve lo farò vedere, ho promesso che andrò con le telecamere a fare le riprese, perché voi dovete vedere. Primo, perché ci sono dei punti di riferimento che devono essere conosciuti, e come fare conosciuti? Allora, Mirella ve li faccia vedere con le telecamere, sentir parlare queste persone che si ritrovano nel gioco, nell'armonia. Ecco, delle volte litigano quando giocano a carte, ma è bellissimo, sembra ritrovare una volta nei bar. Vi ricordate quando si entra, porco qua, porco là, ecco, ma era bello perché era una vivacità nostrana, ecco, una vivacità che è nella nostra cultura, non c'è niente da fare, è quella anche la nostra cultura, le tradizioni, quello che faccio fatica a vedere nei giovani. Io l'altra sera sono stata assessore a Quinto, alla sagra di Quinto, dove ho visto questi gruppi folcloristici esibirsi, e ho visto i giovani, tutti i giovani. C'erano i diversamente giovani che suonavano e loro che danzavano con i loro vestiti, i loro costumi. Quello che non riesco a vedere qua. Io vedo i nostri gruppi che si esibiscono, ma pochi giovani, molto pochi giovani, e poi vedevo i nostri giovani tutti tirati, non c'era un pelo fuori, bellissimi. A un certo momento sento una ragazza, l'ho detto anche ieri mattina, alle mie spalle, seduta appunto, che si guardava, che dice al ragazzo che era assieme: ma dove mi hai portato? Allora io mi sono girata e gli ho detto: ti ha portato nel posto giusto, però col cervello sbagliato che hai. Perché non riusciva a capire la bellezza di quello che stava vedendo, ma non è colpa sua, è che qualcuno deve insegnare cosa vuol dire la tradizione, la passione. Prego, assessore, ma è così difficile far capire ai nostri giovani che mettersi un vestito, un cappello diverso non è una qualcosa che ti fa vergognare, ma è portare avanti la tua tradizione, il tuo territorio? Io vedo molto poco questo rispetto a quello che ho visto di questi ragazzi, forse perché hanno molto meno dei nostri, e per loro questo viaggio è fondamentale, è fantastico. Per loro vuol dire rivivere un momento che non dimenticheranno mai, perché non hanno quello che hanno forse i nostri, troppo. Prego, certo, assessore. È vero. Io credo che il problema, che ormai è un problema, nasca sempre dalla famiglia. Ed è lì che una volta noi apprendavamo tutto, perché poi nella semplicità delle nostre estati, penso, dove non c'era
non c'era tanto, però si passava l'intera giornata magari insieme e l'occasione d'oro era quella del taglio dell'anguria o altre cose. Purtroppo adesso il tempo è cambiato, per cui sti giovani io credo che non gli sia stata data la possibilità, ma in primis dai genitori, di apprendere le tradizioni. Questo non vuol dire comunque che una volta si stava meglio, perché questa frase è pericolosa e spesso viene fuori all'interno delle famiglie. Una volta era diverso, una volta era di qua, eccetera. È proprio il consegnare la storia rispetto ad un futuro che avranno loro, che è fatto di tradizioni, per cui i ragazzi secondo me devono trovare delle porte aperte anche nelle famiglie e tante famiglie credono che il futuro sia quello di dare altro, perché è lì il problema, quindi gli diamo la formazione, gli diamo i soldi necessari per vivere in maniera abbastanza adeguata. Un cellulare costa 1.500 euro, Mirella, un iPhone, perché non si può chiaramente avere sotto l'iPhone, e a 16 anni quello è l'obiettivo, quindi è chiaro che da lì parte poi tutta un'escalation di richieste. Il problema io credo che sia proprio un po' la famiglia e riscoprire questi posti, sì, tra l'altro grazie di essere venuta a Cendon, al centro Al Passo, perché mi hanno nominato dai nostri amici. Bello, Al Passo. Al Passo di Cendon, si riscopre veramente quello che c'era e quello che spaventa è che speriamo rimanga, perché poi quando vai da loro, e il sindaco lo sa, ce lo dicono sempre, non che facciamo più, siamo sempre meno, che speriamo di avere un futuro qua, se muoviamo altri chi è che viene dopo, ed è lì che servono i giovani. Esatto. Per che è il volontariato, quello che cercheremo di fare col villaggio. Però un'altra cosa importante, poi passo a Paolo Battistini, è quello che ho visto, è la sicurezza dei nostri giovani. Tanto ho visto ragazzini, l'ho detto ieri, ragazzine di 14 anni, non avevano di più, si arrivavano a 15 erano tanto, truccatissime, naturalmente qualcuno di cui aveva 18-20 anni, Mirella le conosce bene, ne ha 14, ne avevano 14. Con chi escono, cosa fanno e come arrivano in questi posti? Allora capisce bene che io che guardavo poi come salivano, cosa avevano bevuto, come si comportavano, ho detto qui non ci siamo proprio, inutili messaggi non arrivano. Allora questi genitori, voi genitori, dovete rendervi conto che dovete sapere a 14 anni che ha vostra figlia chi è, dove va, con chi e come si comporta. Non è possibile che voi vedete la faccia di vostro figlio o di vostra figlia, quella che volete voi, quel bravo ragazzo che esce di casa, quella brava ragazza che esce di casa. Non è così, non è così. Vi fanno vedere perché sanno mascherare, non tutti, per carità, ci sono. E io sono molto convinta che i bravi sono molto di più di quelli che vi sto elencando io, ma è quelli che dobbiamo attenzionare. Sono quelli che diventano il pericolo per sé, per se stessi e per gli altri. Non è possibile vedere queste ragazzine uscire alle 11 a mezzanotte di casa, rientrare alle 4 e 5 della mattina se rientrano, sotto effetto molte volte di alcol e anche molte volte di droga, col genitore che non sa. Allora, o non volete vedere, o non volete sentire o non volete ascoltare, però poi la colpa ricade su chi? Su tutta la comunità, perché poi la comunità è quella che paga. Paolo Battistini, cosa dici tu? Ecco, tu che sai di cosa si parla, queste morti, questi giovani all'improvviso 3-4 su un colpo solo, macchine distrutte, è sempre causa alta velocità, macchine potentissime, guidate da gente inesperta che non si rende conto che hanno una bomba in mano. Com'è la situazione dal tuo osservatorio, Paolo? Guarda, intanto hai detto delle parole che apprezzo moltissimo e che rappresentano la verità, perché purtroppo c'è un modello di società che si esce alle 11 di sera, mezzanotte, per tornare alle 4 di mattina, giovani di 14-15 anni che escono con ragazzi neopatentati, e c'è tutto questo miscuglio di situazioni che crea purtroppo dei problemi. Ragazzi che si sentono invincibili, no? Si sentono immortali, sfidano la propria vita perché non c'è una considerazione della vita e così via, e quindi mettono a repentaglio la propria vita così in maniera disprezzante, diciamo, a livello della vita, ecco. E appunto i genitori, il fenomeno dei genitori che
permettono a questi ragazzi di 14, 15 anni, 16 anni, quant'altro, di uscire alle 11 di sera e venire a casa alle 4 di mattina. Io purtroppo era un fenomeno che ho vissuto anche con mio figlio, che adesso non c'è più, aveva 16 anni, che allora bisognava vivere di notte, uscire di notte, quant'altro, però gli imponevamo, diciamo, delle regole. A mezzanotte doveva essere a casa. Ha sgarato una sola volta e l'abbiamo lasciato fuori di casa. Lo dico con il cuore che purtroppo trema, perché è un ricordo molto che fa, diciamo, rivivere situazioni e così via, che adesso purtroppo non c'è più. Però l'ho fatto una volta solo, poi è sempre rientrato in maniera sempre regolare, e purtroppo i genitori sono il punto centrale, le persone che devono essere un punto di riferimento, e se non c'è questo punto di riferimento purtroppo va tutto allo sfascio. Questo è un po' il problema. E poi si vedono questi ragazzi che muoiono ogni 3-4. Mi senti? Paolo, cosa speri con questo villaggio delle associazioni? Voi rappresentate una realtà nazionale, non è una realtà territoriale, è una realtà veramente che gira tutta l'Italia, da nord a sud, da est a ovest. Anzi, ringrazio e saluto anche la Presidente, che è una cara amica, Giuseppina Cassaniti, questa donna diversamente giovane, che anche lei purtroppo ha perso questa adorata figlia, e da quel momento si è rimboccata le maniche. Sta cercando di dare dei messaggi veramente importanti. In Parlamento è stata accolta benissimo, addirittura i giovani sono avvicinati a lei e le hanno detto: condividiamo le sue parole, quello che sta facendo. Ecco, questa Presidente, che anche lei sta passando le pene degli inferni perché qualcuno vorrebbe mettere qualcun altro al suo posto, succede così. Ecco, la sindaca ne sa qualcosa, lotta all'ok Coral, purtroppo, come nel Far West, perché funziona così. Però lei tiene duro perché sta cercando di lasciare un messaggio importante, che è quella della sicurezza nella guida. Cosa ne pensi, Paolo? Innanzitutto tu hai detto diversamente giovane, ma ha una mentalità, ha una mente, un cervello che è invidiabile, ecco, e questo è una cosa da apprezzare moltissimo, perché ha speso una vita per la sicurezza stradale, per imprimere la sicurezza stradale, la sensibilità nelle persone, la sensibilità anche a livello dei parlamenti, dei governi, perché le leggi venissero cambiate e così via, sempre a favore della vita, a favore della salute e della vita, perché perdere purtroppo un figlio ti fa, diciamo, rendere conto di quanto importante sia, diciamo, questa vita, che purtroppo è sempre disprezzata in questo senso. A livello, diciamo, come il villaggio delle associazioni, anzi, è un'opportunità che specialmente per noi è quella di andare ad informare le persone, di mettersi diciamo così, a contatto con altre persone per far capire, diciamo, cosa vuol dire la trasgressione, cosa porta la trasgressione, alle conseguenze gravi di una trasgressione, ad una norma, ad un codice della strada, che purtroppo sono devastanti, molto spesso anche, diciamo, con problemi di salute, perché dobbiamo pensare che non ci sono solo le vittime sulla strada, ma ci sono migliaia e migliaia di ragazzi, soprattutto giovani, che rimangono gravemente feriti in carrozzine, in coma vegetativo. Io lo dico sempre e do sempre una parola particolare per queste persone, perché annullano la propria vita in maniera tremenda, e quindi bisogna ricordare anche questo tipo di fenomeno, che spesso è dimenticato da tutti quanti, e per cui ci mettiamo a disposizione delle persone, e noi abbiamo piacere che le persone si avvicinino ai nostri gazebi per andare ad informare su tutte le situazioni di pericolo e così via. Noi rimaniamo, diciamo, insoddisfatti quando la gente magari passa, ti guarda uno sguardo e se va via. Siamo lì apposta per dare delle informazioni che possono servire per salvaguardare anche perché, la vita, Paolo, adesso
dovrebbe intervenire la politica, questa politica che non vede, non sente, non ascolta questo grido di dolore vostro. Anche ieri 2 incidenti mortali con la motocicletta, andiamo a vedere questo incidente a Pederoba e dopo anche un altro incidente che è stato purtroppo veramente causa di un morto a San Martino di Lupari. Andiamo a vedere. Un istante e si compie l'ennesima tragedia sulle strade della Marca. La moto urta l'auto che la precede, il Centauro viene sbalzato e finisce nel fossato. Nulla da fare per il motociclista. Lungo via Valcavasia a Pederoba perde la vita Ubaldo Baldo, 65 anni. A dare l'allarme alcuni automobilisti che assistono al dramma. Sì, ero sul furgone e ho visto solo volare l'uomo e basta. Finire nel fossato? Sì, esatto, basta. Ha fatto un volo? Sì, il volo adesso non so quanti metri ha fatto, però ha fatto un bel volo. Sì. E c'era la macchina, la Panda qui davanti? Era ferma in mezzo alla strada che doveva girare, dopo non so, non ho visto tutto quanto la dinamica. Davanti ai loro occhi lo strazio di un'altra vittima. Sul posto accorrono i familiari. Le urla della moglie. Arriva il sindaco Marco Turato che conosce il 65enne. Famiglia conosciuta in paese, stimata, apprezzata, umile e mi stringe il cuore vedere una vittima così sulla strada. Mi dispiace, un forte abbraccio a tutta la famiglia, soprattutto ai figli. L'amministrazione è vicina a loro in questo momento così tragico per loro. Stava rientrando dal lavoro? Si stava rientrando dal lavoro, purtroppo questa mattina avrebbe dovuto essere anche in un altro posto, tra l'altro mi diceva la moglie, per cui anche la fatalità ha giocato un brutto scherzo. Una tragica fatalità, secondo i primi accertamenti, il 65enne, originario di Cavaso del Tomba, ma da anni residente a Pederoba, stava percorrendo la strada, un lungo rettilineo, davanti una Panda che all'altezza dell'incrocio con via dei Castelli sembra avesse iniziato una manovra per svoltare. Un attimo la 2 ruote tocca l'auto e finisce fuori strada. Per il 65enne nulla da fare, soccorso anche il conducente della vettura trasportato dal suo M118 in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I 2 mezzi coinvolti nell'incidente sono stati messi sotto sequestro. Una strada pericolosa questa dove corrono, si lamentano alcuni cittadini, lo conferma anche il sindaco. È una pista di decollo questa strada qua. Ed è pericoloso non solo in questo punto ma in tutto il percorso dell'SP26, sia per la velocità dei mezzi, per gli incroci e anche e soprattutto per gli animali selvatici che la attraversano di notte e che tante volte ha portato anche a tragedie simili. Gli automobilisti transitano, rallentano a lato, sul fossato la moto, poco distante, il corpo di Ubaldo Baldo. Gli occhi della gente si abbassano, un'altra vittima, un'altra famiglia piegata dal dolore, un'altra croce sulla strada. E adesso andiamo a vedere l'airbag, quello che si sta veramente cercando di fare per capire l'importanza di questo strumento che la tecnologia ha permesso di avere in dotazione ma che non è obbligatorio. Andiamo a vedere l'airbag. Allora Paolo Battistini, questa mozione presentata in Europa, raccontaci un po' perché ci siamo un po' persi, com'è la situazione e l'importanza di questo strumento, prego.
Innanzitutto sono state appunto inviate alla Commissione europea delle mozioni sull'uso dell'airbag obbligatorio per tutti i motociclisti. Abbiamo visto l'ultima immagine, diciamo l'ultimo fatto di cronaca, cosa comporta, e purtroppo ci sono state al momento delle risposte negative o delle non risposte. E quindi si rimane un po' allibiti in questo senso, perché la sicurezza è la base della salvaguardia, ripeto, della vita. Continueremo adesso magari a livello nazionale, perché non bisogna lasciar perdere. Abbiamo dotato le auto di airbag laterali, frontali, quant'altro, non vediamo il perché non ci sia questo tipo di sicurezza anche per le moto. No, però dobbiamo partire un po' dalla consapevolezza delle persone. Noi vediamo anche diciamo dei motociclisti girare con le ciabatte, con i pantaloncini corti, o magari anche senza casco. Cioè, alla base ci vuole un po' la consapevolezza e dire un po' la protezione individuale è quella che può, diciamo, far evitare delle conseguenze molto più gravi. No? Poi l'obbligatorietà è quella che se non c'è una cosa obbligatoria in Italia nessuno la fa, perché appunto, ripeto, bisogna partire dalla consapevolezza. Siamo poco consapevoli di tutto quanto. La sicurezza stradale in Italia è ancora un tabù, un grosso tabù da parte di molte persone, e quindi io ringrazio anche le amministrazioni che si dedicano a questa cosa, che danno l'opportunità a delle associazioni oppure fanno interventi in questo senso, perché diciamo la prevenzione è la cosa necessaria. Riparlando sempre di motociclisti, la settimana scorsa sul weekend dal sabato a domenica in Italia ci sono stati 48 morti. Di quei 48 morti 27 erano motociclisti, più del 50%, il 56% circa. Quindi vediamo la pericolosità che comporta la moto, perché non ci sono difese in questo senso, mentre la macchina appunto ha gli airbag, si è protetti un po' dalla scocca dell'auto e quant'altro, ma la moto purtroppo non ha tutto questo, e quindi si è più vulnerabile. Eppure Paolo, abbiamo visto ieri questo nuovo codice della strada, questo specie di etilometro che dovrebbe essere stato inserito nella macchina. Forse a Salvini interessa più il soffio del vino, dell'alcol, che no mettere anche questa, perché in Italia non è passato questo, ve l'ha detto Giuseppina, non è stato preso in considerazione, nonostante voi avete presentato questi strumenti, non solo l'airbag obbligatorio per i motociclisti, ma anche i guardrail, tantissime altre cose per la sicurezza, ma è stato preso pochissimo in considerazione. Ecco, come vedi tu la situazione nostra italiana, perché parliamo anche del nostro territorio, del nostro paese? Guarda, per dirvi una cosa, sono usciti appena adesso dal Consiglio europeo della sicurezza stradale i primi dati preliminari dell'incidentalità in Italia. Nel 2023 avevamo 3.039 morti, nel 2024 abbiamo 3.030 morti, cioè 9 morti in meno, cioè vuol dire un 0,3%. Quindi questo dà un senso di come ci si occupa della sicurezza stradale in Italia. Siamo al 19° posto nell'Europa a 27 stati, e quindi siamo sempre in discesa, mai nei primi posti. Abbiamo la media di morti per milione di abitanti di 51 morti per milione di abitanti, mentre la media europea è 45. Quindi vedete che non c'è un interesse da parte della politica in generale in questo senso. Poi guardiamo un po' il fenomeno degli autovelox che purtroppo i perfetti li stanno sradicando dappertutto, perché non sono confacenti con la normativa di Salvini dell'aprile dell'anno scorso. No. Giustamente Giuseppina Cassaniti, Paolo, mi diceva: io vorrei capire cosa pensano, però se tolgono l'autovelox e dopo sindaco, intanto la ringraziamo veramente anche per questa sensibilità che ha avuto nell'accogliere questa proposta di Paolo Battistini di creare questo villaggio anche per la sicurezza. Pensate quante cose potrete vedere, venite, partecipate, cercate anche voi di mettere la famosa goccia nell'oceano. Prego, sindaco. Ma Mirella e Paolo, mi rivolgo a chi
tra virgolette, ha colto l'occasione di un gravissimo anche lutto familiare per trasformarlo in quello che è una risorsa per tutta la comunità, cioè fare prevenzione oggi e sensibilizzare su questi temi è assolutamente fondamentale. E quindi quando sento gli esiti di questi percorsi normativi, la sensibilizzazione in Europa, eccetera, che non dà risultati, stiamo male come amministratori locali, perché anche noi tocchiamo con mano quello che è il dolore delle famiglie che vivono delle perdite improvvise e che si potevano evitare con maggiori mezzi di sicurezza. Adesso voi avete nominato questa iniziativa importante dell'airbag per le moto, ma ce ne sono molti altri. Prima di tutto io dico è l'educazione alla sicurezza stradale, cioè non si può prescindere da fare progetti formativi nelle scuole, dalla scuola materna sulla sicurezza stradale, perché è un valore troppo grande la vita per lasciarlo andare così, e veramente è importantissimo quello che succederà a Silea il 10, 11, 12 e 13 di luglio al villaggio delle associazioni, anche per dare un messaggio in questo senso. Non accantoniamo i temi scomodi. Questa è una cosa importante, perché parlare di sicurezza stradale è parlare di vita, e quindi dobbiamo tutti, anche come genitori, me ne faccio non solo da amministratore ma anche come genitori, dobbiamo parlare di questo, parlare ai nostri figli, ai nostri nipoti, diciamo, ai giovani quando ne abbiamo occasione, anche da amministratori, perché è troppo importante e i numeri ce lo dicono. Non siamo, come dicevi anche tu Mirella, non sembra un oggetto così fondamentale per la politica, e invece facciamolo come amministratori locali, come chi tocca con mano le situazioni tutti i giorni delle famiglie, della viabilità, delle strade. Mettiamo in sicurezza, investiamo anche come enti locali in sicurezza, però noi siamo sempre quelli in trincea, tra virgolette, giusto Assessore, che possono intervenire per quelle che sono le cose del cabotaggio locale, e dopo dobbiamo tirare forte le giacche alla politica su questo, perché è una cosa che non possiamo ammettere nel 2025, che ci siano tutti questi morti sulla strada, e pensiamo solo alle conseguenze di questo, cioè a come queste morti lasciano comunque delle famiglie devastate, perché dobbiamo dirlo, perché i casi li conosciamo, e quindi non possiamo, mettendo quel passetto in più, quel semino in più, quel tassello del mosaico in più, evitarlo. Le amministrazioni locali almeno facciano tutto quello che è possibile e nelle loro competenze per ovviare a queste situazioni, e soprattutto dico non solo intervenendo con la strumentazione possibile, con la segnaletica, ma anche e soprattutto con l'educazione alla sicurezza stradale. Per me questo è un valore importantissimo. Abbiamo una ragazza in linea, scusa se ti ho fatto aspettare, ma era importante sentire anche come rispondeva la sindaca Cendrone alle parole di Paolo Battistini. Ciao Tamara. Ciao Mirella, ascolta Mirella, volevo dirti tre cose. Uno, allora io martedì scorso sono andata con dei ragazzi in casa di riposo a fare un piccolo concerto per i dipendenti della casa di riposo. Le signore dovessi vedere come erano contenti, perché con questi ragazzi miserabili come cantavamo noi, cioè sono rimaste contentissime, ci hanno fatto l'applauso, ci hanno fatto i complimenti, per cui io voglio dire solo una cosa, gli anziani non dobbiamo metterli da parte e dire solo lasciamoli in casa di riposo, non andiamo mai a trovarli, questo e quell'altro, ma anche i giovani, secondo me i giovani dovrebbero aiutare gli anziani, non fare magagne in giro, a uscire alle 4 di mattina e tornare alle 7 di mattina a farsi del male. Secondo me dovrebbe aiutare tutte le persone anziane. Guarda, io ti dico una cosa, mia nonna, io ho vissuto un po' di anni con mia nonna, se non rientravo entro le 10:30, una volta mi si arrivava una savata in testa, perché mi si arrivava una savata perché non ero rientrata alle 10:30.
Per cui dico che questi genitori dovrebbero capire i figli dove vanno, dove non vanno, nel senso, che se io ho un figlio gli do un orario per rientrare, non è che li lascio fare quello che voglio. E anche io dico solo questo, che i genitori dovrebbero farci più forza. Bello sentirlo da una ragazza giovane, bellissimo, ti ringrazio per questa importante telefonata che fa capire che i giovani vorrebbero anche delle regole. È qualcuno che è più facile dire no che sì, o sì che no, bisogna vedere che genitore hai, ma io non devo essere fortunato ad avere quel genitore o quell'insegnante, io devo avere quello che mi aspetta di diritto di crescere bene, non c'è niente da fare. E questo villaggio di associazione servirà anche questo, a dare dei punti di riferimento, sempre che questa amministrazione continui con questa sensibilità, anche col Parco dei Moreri, anche d'inverno, avere dei punti fissi dove qualcuno può chiamare e sicuramente qualcuno risponderà al telefono, ci verrà a trovare, qualcuno troverà. Questo dovrebbe essere il villaggio, dare risposte che al momento non ci sono. Sindaco, intanto grazie, ma soprattutto capire l'importanza di dare questi messaggi. Sì, la festa, come ha detto lei, ma dobbiamo parlare anche di temi importanti. Non dobbiamo sempre bere, mangiare, fare festa e non pensare altro. Bisogna riflettere anche su quello che nel momento che non mangiamo più il panino, la birra, il calice di bianco, dobbiamo guidare. E allora bisogna fare sicurezza. Prego. Sì, sicurezza, appunto, come dicevo, anche nell'ambito educativo prima di tutto, ma poi bisogna ancorare questi ragazzi. È stato splendido sentire Tamara, perché non scordiamoci, ecco, che magari se in un anno abbiamo 60 ragazzi della stessa età, sono 2 o 3 quelli che ci fanno dannare, ma tutti gli altri insomma fanno dei percorsi in tranquillità, in serenità, e Tamara è un esempio anche di chi la pensa in maniera diversa dal fatto di uscire di notte, magari di sballarsi, assolutamente. Quindi un messaggio assolutamente positivo che ci aiuta a capire che bisogna trasmettere questi valori ai giovani e ancorarli a valori forti. Ecco, io mi aggancio anche al tema dello sport, che è una delle grandi realtà che possono agganciare i ragazzi e tenerli in un percorso sicuro, mi viene da dire, dove si creano spirito di gruppo, di squadra, competizioni di quelle sane. Comunque devi avere cura del tuo fisico, della tua lucidità mentale, non puoi sgarrare su certe cose, perché se c'hai partita non è che puoi andartene a letto alle 2, se c'hai partita la domenica non puoi andartene a letto alle 2 di notte il sabato. Quindi veramente l'aggregazione sociale in primis, e poi anche una vita sana. Lo sport è un valore che veicola tutti questi contenuti, e quindi anche su questo come amministrazione lavoriamo molto, anche col progetto in particolare Sport e Musica per tutti. Sapete che a Silea ogni ragazzo che fa 8 mesi di sport almeno 2 volte alla settimana riceve 200 euro. Avete capito? Ci sono i controlli attraverso le società sportive, quindi voglio dire non si bleffa, perché richiediamo prima di tutto serietà, e noi premiamo il ragazzo o la ragazza con questa specie di borsa, non di studio ma una borsa di sport che vale 200 euro, così come avviene anche per chi studia uno strumento musicale, anche con 250 euro in questo caso, ma perché proprio vogliamo riconoscere il valore dell'impegno dei nostri ragazzi e anche responsabilizzarli, perché poi i controlli ci sono, quindi ti veniamo incontro come amministrazione, veniamo incontro alla tua famiglia con le spese chiaramente, però tu ci devi mettere l'impegno e la serietà, e anche questo è un tassello di quello che si può fare come amministrazione per creare quel valore condiviso. Mi viene in mente anche un altro progetto che è in corso in questi giorni anche a Silea, come in tanti comuni del Trevigiano, che è Ci sto a fare fatica, dove i gruppi di ragazzi, e noi abbiamo dovuto, sono felicissima di questo, perché abbiamo dovuto moltiplicare i gruppi dei ragazzi e investire di più come amministrazione, perché appunto tantissimi ragazzi si sono iscritti. Perché
vuol dire che vogliono fare fatica. Hanno voglia di fare, di ridipingere le staccionate, di ridipingere i centri sociali che abbiamo, il centro anziani, il parco dei Moreri, oppure di intervenire sui piccoli lavori di giardinaggio, sempre in sicurezza, sempre con un tutor. Ma questo è un messaggio importante, vedere che ragazzi dobbiamo finanziare di più questo progetto perché abbiamo il doppio delle richieste. È un segnale importante, vuol dire che ci sono i ragazzi che recepiscono questo tipo di messaggi e ci sono dietro anche le famiglie, attenzione, perché ci sono le famiglie che cominciano già a febbraio-marzo a chiederci ma allora lo fate il progetto? Ecco, un altro progetto che abbiamo fatto è pizzaiolo io lo faccio, anche questo abbiamo il nostro campione del mondo di velocità di pizza che è Luca Bonazza, che ogni anno si mette a disposizione per fare un laboratorio di pizzeria per insegnare ai ragazzi a fare la pizza, che è sempre partecipatissimo, proprio perché i ragazzi hanno bisogno di imparare, di usare le mani e hanno voglia, quindi bisogna un po' stanarli e creare le occasioni. Questo è il nostro compito da amministratori, pensare, creare le occasioni magari con dei percorsi assieme a loro, perché ripeto, proprio per il gap anche d'età che a volte si crea, non siamo più aggiornati sulle cose di loro interesse, bisogna costruire insieme a loro i percorsi per farli partecipare. Un altro tema importante è questo caldo opprimente di questi giorni, soprattutto i diversamente giovani, quelli che non hanno la possibilità di avere questo condizionatore. I comuni e gli amministratori si stanno muovendo, andiamo a sentire cosa sta succedendo. Soccorsi Caldo Marca. Purtroppo negli ultimi 6 giorni abbiamo avuto oltre 160 accessi di persone, soprattutto over 75, pochi giovani, dei lavoratori giovani che hanno avuto delle crisi lipotimiche legate ovviamente all'abbassamento della pressione e alla sudorazione profusa. Per il resto tutti anziani che comunque per fortuna abbiamo tenuto in osservazione breve intensiva, sono stati idratati, erano disidratati e poi ovviamente mandati a casa tranquillamente con i familiari. Sono tutti anziani over 75, le 160 persone che negli ultimi 6 giorni hanno fatto richiesta al pronto soccorso della Marca Trevigiana. Per fortuna nessuno ha avuto bisogno di cure intensive, anche se 3 sono stati ricoveri precauzionali dovuti al gran caldo. Abbiamo solo 3-4 ricoveri, comunque nessuno in terapia intensiva, gestiti molto bene a livello della geriatria e delle medicine, per cui diciamo che ancora la cosa è contenuta. Uno sforzo che ha messo sotto pressione gli ospedali, che però hanno ben tenuto l'ondata di accessi. Io devo ringraziare tutti gli operatori dei pronti soccorsi del SUEM, perché veramente sono sotto pressione e nessuno prevedeva un'ondata di caldo così importante. Anche se sono ormai noti i consigli di protezione, è meglio comunque ricordarli. Evitate di uscire dal mezzogiorno fino alle 5 del pomeriggio, soprattutto se siete over 75, perché chiaramente è rischioso, è a rischio. Usate comunque, se dovete uscire, il cappello, bevete tanta acqua, credo che queste sono le cose. Bagnatevi i polsi se trovate una fontanella, se avete un rubinetto di casa, perché chiaramente il corpo va raffreddato. Allora, Assessore Biasin, tanti progetti per aiutare questi diversamente giovani, come li chiamo io, che non hanno la possibilità di difendersi anche dal caldo, che mancava il caldo per loro, poveretti. Prego, Assessore, tanti progetti i vostri? Sì, tra l'altro quest'anno è un po' esagerato, nel senso che partiamo già bene da luglio con un caldo devastante. Anche noi a Silea, vabbè, un po' come tutti i comuni, stiamo attivando 4 punti di fresco, li abbiamo chiamati ma di relazione, perché poi alla fine deve essere posti dove vai e trovi relazioni da vivere bene, quindi anche opportunità, un po' come il villaggio delle associazioni, dove vai e si apre veramente un mondo. Abbiamo il Parco dei Moreri, abbiamo il centro anziani che abbiamo nominato prima, poi c'è la biblioteca e poi c'è la fondazione, la casa di riposo che abbiamo noi. 4 punti di fresco anche a Silea ci sono, l'importante è creare relazioni, perché poi alla fine anche i centri commerciali sono molto freschi, però in realtà sì, magari la relazione è diversa. E lì un ragionamento andrebbe fatto, chiaramente vanno premiate anche loro, perché poi abbiamo persone che lavorano il sabato, la domenica, tutti i giorni, però le nuove piazze sono i centri commerciali, per cui lì sì, un ragionamento io lo farei.
Le opportunità sì, ci sono. Mirella, io volevo anche, visto l'occasione dell'opportunità, ricordare a tutti che il villaggio delle associazioni è un'opportunità per chi viene, anche per occupare il proprio tempo, perché le persone che saranno lì presenti, più di 100 associazioni avremo, quindi fatevi un giro, veramente vale la pena farlo. È un lavoro che abbiamo messo in moto, diciamolo, anche grazie a Mirella, perché va detto, e io ogni volta che vengo qua la ringrazio. La squadra, sì, dai, tutta la squadra. Però mi permetto di ringraziarti, Mirella, perché ci conosciamo da parecchio tempo. È una squadra. E gli obiettivi rimangono sempre gli stessi, e quindi mai buttarsi giù e via diretti. Sempre lavorare. Quello è l'obiettivo, lo stiamo costruendo e non si fermerà chiaramente al weekend prossimo, perché stiamo già lavorando ad altro, e va detto. No, cogliete l'occasione, nel senso che lì troverete 100 gazebi con 100 associazioni, ma occupate bene il vostro tempo, perché tante volte si pensa che sia, vabbè, andiamo a vedere, presentiamo, portiamo il volantino. No, cioè, anche un'ora della propria settimana speso bene per certe associazioni è veramente arricchente, ma per chi lo dona il tempo, non tanto per chi dà la possibilità. Io però chiedo una cosa alla sindaca Rossella Cendron. Io l'ho fatto e lo faccio con tutti i sindaci, nel senso, e quello che mi ha dato ragione è stato il sindaco Baseggio di Ponzano Veneto. Gli ho detto a uno dei tanti: ma perché non fate un censimento di chi vive nel vostro territorio, specialmente i diversamente giovani, dove anche noi possiamo arrivare ad aiutarli come associazioni, perché se non sappiamo il nome e il cognome non arriviamo. Qualcuno dei servizi sociali, in generale parlo, si nasconde dietro la privacy, ma c'è la privacy, non possiamo darvi il nome e il cognome. Altri dicono: non è vero, basta sedersi attorno a un tavolo e metterci d'accordo. Perciò capite, anche là da una parte sì e da una parte no. Il sindaco di Ponzano l'ha fatto, poi è venuto qua, mi ha detto: chiamami perché devo dirlo, e ha detto: avevi ragione tu, ho scoperto delle cose, delle persone, delle situazioni che non avrei mai immaginato. Ho fatto questo censimento e sono venuto a conoscenza di quello che pensavo ci fosse, non c'era, e di quello che potevo aiutare non lo sapevo. Perché non raccontano, perché sono chiusi, perché ti mettono la maschera, li trovi, ti dicono va tutto bene, invece va tutto male. Ecco, siamo così anche noi, specialmente i diversamente giovani. Non è il caso di fare anche voi, ma anche in generale, anche se va bene, per capire, dopo grazie anche alle associazioni, perché anche noi facciamo tutto e non facciamo niente, e tutti facciamo tutto, alla fine chi sei? Hai i pulmini, perfetto, allora tu andrai a prendere gli anziani. Tu cosa hai? Problemi di spostamento? Allora ti daremo una mano, perché sennò non ne andiamo fuori, perché sono chiusi. Io poi il banco alimentare e li vedo, prima che si aprono ce ne vuole, per fortuna io ho le sentinelle che mi dicono: guarda che vicino a casa mia c'è quella situazione, allora vado io personalmente a vedere, devo dire la verità, poi chiamo i sindaci e dico: oh, cosa sia sta roba? Ma dai, vai a vedere. Allora non è il caso forse, e anche perché siete in tantissimi, sindaco, voi avete gli eserciti che non hanno i politici, li avete voi, perché ogni sindaco ha il proprio esercito, tanto è vero che se fa bene viene rieletta, lei ne sa qualcosa, se semini male ti mandano a casa. Allora questa potenzialità che avete, dovete unire le forze come avete fatto, ma essere più determinati, perché io vi sento tiepidi. Cioè la politica grande deve avere timore di voi, deve ascoltare le proposte che fanno, perché si sono eletti grazie a questa gente che va a votare, e voi avete questi eserciti, però siete, parlo in generale, non di lei naturalmente, siete tiepidi, non siete rock, dovete diventare rock perché avete gli eserciti. Prego. Ma Mirella, hai toccato un tema assolutamente centrale e che ci preoccupa molto, che è la gestione diciamo della fascia âgé, tu li chiami diversamente giovani, chiamiamoli âgé come volete, perché veramente l'unica forza che abbiamo in questo caso è quello che tu chiami l'esercito, ovvero proprio la rete sul territorio fatta delle associazioni, delle segnalazioni, del vicinato, dei rapporti personali, perché non dimentichiamo mai di dire che quando c'è un'amministrazione, una giunta, ma parlo di tutti i consiglieri anche di maggioranza e minoranza, si costituisce
costituisce una rete di riferimento sul territorio e quindi le relazioni contano, al di là di quelle che sono le strutture comunali, ovvero i servizi sociali che magari a volte rimangono ingabbiati in quelle burocrazie che dici tu, è certo la privacy, la persona deve venire volontariamente a chiedere, eccetera, eccetera. Noi senza rete sul territorio delle associazioni siamo persi e quindi quello che dici tu è assolutamente prezioso e prioritario, quello di scandagliare le situazioni in maniera attiva. Cioè, di questo ci rendiamo conto anche noi, sono d'accordo con Antonello, col sindaco Baseggio di Ponzano, quando dice ci rendiamo conto di situazioni che non conoscevamo, perché dove arrivano le segnalazioni in un comune? Arrivano per esempio anche attraverso i medici di base, che sono in contatto con situazioni che non si sa per quale via non arrivano ai servizi sociali. Allora siamo attivati dai medici di base, dai vicini di casa, ahimè anche dalle segnalazioni alla polizia locale, perché tante volte ci sono situazioni di abbandono e di solitudine che vengono segnalate alla nostra polizia per effetti collaterali, certo, poi che ci sono, e quindi noi dobbiamo essere sentinelle sul territorio e fare, sì, hai ragione, forse servirebbe un vero e proprio censimento, cioè sopra una certa età andiamo casa per casa a vedere controllare chi è, come vive. Però diciamo che nelle realtà in cui ancora ci si guarda in faccia e ci si conosce, questo avviene attraverso la rete che abbiamo sul territorio con le associazioni tipo Caritas, Sant'Egidio, certo, tutta la rete territoriale del volontariato, dei preziosissimi volontari anche parrocchiali per esempio, certo, arrivano queste segnalazioni e quindi si può intervenire. Ma hai ragione tu che bisogna spingersi un po' di più, anche perché i numeri Mirella dobbiamo guardare, cioè hai visto le proiezioni della popolazione cosiddetta anziana o diversamente giovane? Sì, ne parlo tutte le mattine. Mamma mia. Fra 20 anni, ma già ora i posti in casa di riposo nelle RSA non bastano, sì, non ci sono. E chi li accudirà? Non si sa. Chi li accudirà? Non si sa. Nadia, vai Nadia. Mirella, buongiorno al buongiorno. Signora Cendron e l'assessore Biasin. Niente, volevo dire, dal mio sindaco di Treviso non ho niente. E io mi trovo ai confini del comune di Silea e Treviso. Vorrei tanto venire sotto il comune di Silea, perché io sono nata a Silea. Praticamente dai servizi di Treviso non ho nulla. Quello che ho avuto, perché sono andata in giro e su segnalazione dell'assessore Biasin mi ha dato un'indicazione dove dovevo dirigermi, però anche là assistenti sociali a Treviso zero. Ho fatto le carte, sulla carta c'è, però non ho visto più nulla. E vorrei dire, mettetevi d'accordo, signora Cendron, sindaco, con quelli di Treviso, almeno fate qualcosa. 45 anni che aspettiamo dei punti luce. 45 anni, non ho nessun servizio dal comune di Treviso. Manco fate rimborsare il caffè che se mi beve a casa. Nadia. Grazie cara Nadia, un grande abbraccio, so il dramma che stai vivendo e ha ragione Nadia, per una persona che paga le tasse, ecco, ha avuto il coraggio anche di parlare della sua malattia qui di fronte a tutti, cosa non facile. Lei racconta quello che fa, lei è una guerriera, ecco, questo marito che ha dei problemi e che lei cerca di risolvere da sola nonostante le terapie che faccia, perciò capisce perché dico che va a fare un censimento di chi ha bisogno e di cosa ha bisogno, anche perché non costa niente, perché ci sono le
associazioni di volontariato che possono fare questo. È questo il dramma di Nadia. A chi mi rivolgo? Chi mi accompagna? Chi mi indirizza nella maniera giusta? Perché non ne possiamo più di centralini che non rispondono. Fai il 2, il 3, il 4, il telefono, ciao. Sindaco, come commenta la telefonata? Cittadinanza di Silea a Nadia, allora. Cittadinanza onoraria subito. No, Nadia tocca un po' il problema delle zone di confine, ma che non ci deve essere, perché ormai dobbiamo avere una cultura sovracomunale, chiaro, e non è la prima volta che conosco il problema di Nadia e che sollecito anche, cioè ahimè, il comune di competenza, che in questo caso è Treviso, ma tornerò a sollecitare, perché mi ricordo benissimo questo problema dei punti luce. Che sono fondamentali poi. Certo, anche per il tema che dicevamo prima, esatto, della sicurezza, esatto, perché è tutto legato. E ecco, Nadia ci rappresenta quella che è una situazione che... Cioè 45 anni, su cui qualunque amministrazione può incappare, certo, cioè il caso magari che non riesce per più svariati motivi, perché spesso ci sono le briglie dell'ISEE, delle documentazioni e della produzione che non si riesce a risolvere, però come dici tu Mirella, comunque ci deve essere la volontà di intervenire anche attraverso quelle che sono le associazioni di volontariato, cioè dove non arriva l'istituzione arrivano le associazioni del terzo settore, e quindi ci prendiamo carico, magari Assessore Biasin, di risegnalare il caso, visto che lo conosciamo. Ed ecco, dico a questi cittadini come Nadia che sono magari scoraggiati perché non vedono risposta, di non demordere, di insistere che le strade ci sono e vanno perseguite, e il risultato arriva, perché l'obiettivo delle amministrazioni è quello di supportare tutti, non c'è una volontà di non supportare. Spesso però le complicazioni ci sono anche per noi per arrivare alle informazioni. Nadia, non demordere. No, anche perché Nadia avrà bisogno di aiuto, perché sì, i miei figli hanno lavoro, hanno la loro famiglia naturalmente, e Nadia va assolutamente supportata, perché la strada, il percorso che sta facendo sarà lungo anche col marito, perciò io penso che il mondo del volontariato dovrà aiutare Nadia in questo, andare a vedere cosa ha bisogno, ecco, cercare di supportarla, perché le terapie che ha fatto Nadia non sono da poco e il marito ha bisogno di assistenza. Ecco, questo lo dico perché Nadia rappresenta tante Nadie, tante persone che hanno bisogno del mondo del volontariato, che non costa niente, ci siamo, perché è inutile vantarsi di 7.500 associazioni di volontariato se ognuno fa tutto e alla fine non facciamo niente, perché non si può e non sappiamo chi aiutare. Grazie Nadia. Paolo Battistini, ormai è finita l'ora, come ci saluti? Allora, intanto vorrei fare gli apprezzamenti alla sindaca Cendron, a Biasin, per le iniziative che pongono in atto nel comune di Silea, perché ho visto, diciamo, queste iniziative a favore dei giovani, sia dello sport, della musica. I miei figli hanno sempre fatto musica e sport, perché sono, oltre, diciamo, a divertimento, ma sono anche fonti di insegnamento, di educazione e di formazione anche personale dell'individuo. E per cui, ecco, un grazie da parte mia per queste attività che loro svolgono. Speriamo, ecco, che in queste 2 giornate del villaggio delle associazioni siano, diciamo, tutte le associazioni si mettono così in prima linea per esporre le proprie attività e le proprie informazioni, quindi speriamo sia occasione di una vera affluenza, diciamo, di persone, perché è quello che conta, diciamo, è quello che ci mettiamo a disposizione. Vi facciamo vedere anche il cartello, perché sono 4 le giornate, non 2, Paolo, perché speriamo che anche il giovedì e venerdì vengano a passeggiare, perciò 4 giornate. Paolo, rivediamo la locandina, vai Paolo. Ecco, per cui, ecco, speriamo ci sia una grossa affluenza, noi ce la mettiamo tutta, ecco, per quello che ogni associazione si mette a disposizione con le sue problematiche, con i suoi problemi e quant'altro, e quindi, ecco, una grossa soddisfazione vedere la gente che si ferma davanti al gazebo per dare queste informazioni. E quindi, ecco,
Grazie Paolo, hai detto tutto perché ho già forato e devo fare i saluti. Grazie, sentiamo l'assessore Biasin con quale messaggio veloce ci saluta. Ci vediamo a Silea, tra l'altro ci sarà la musica dell'Officina Eventi, quindi abbiamo un sacco di ragazzi, 3 sere che faranno un sacco di bella musica fatta da giovani, Mirella, come è giusto che sia. E si mangerà pure bene, perché la Sardegna va rispettata, giusto? La Sindaco? Sardegna, ma chi gli piace Sardegna va rispettata. Sindaco, come ci saluta? Io vi saluto dicendovi appunto vi aspettiamo la settimana prossima insieme per la vita, ma col divertimento. Grazie, veramente grazie. Pubblicità. E vediamo se siamo collegati anche con Maurizio Pasca, presidente nazionale SILB, sindacato locali da Ballo. Eccolo qua. Buongiorno Presidente, che piacere averla ospite dopo un pezzo che non ci vediamo. Allora ci racconti un po' questa movida, come sta andando, cosa vi aspettate, come tenere a bada questi giovani, non tutti perché io sono dell'avviso che ci sono moltissimi di bravi, perché basta pochi però per rovinare la situazione. Cos'è la sicurezza per voi? Pasqua, prego. Voce, microfono. Non la sento, Pasca. Allora, vediamo dalla regia se riusciamo a fare questo collegamento. Mi sentite? Ecco, adesso la sento. Prego, Presidente. Prego, Presidente. Dicevo innanzitutto buongiorno e grazie a voi per l'invito. Ma certamente la movida attualmente è caratterizzata da tensioni che portano a episodi di aggressività, specialmente nelle ore serali e notturne da parte dei giovani, e quindi riteniamo che deve essere più controllata da parte delle forze dell'ordine, e questo sta avvenendo con la sottoscrizione di alcuni protocolli sulla sicurezza che fanno seguito alle linee guida emanate dal Ministro degli Interni il 21 gennaio di quest'anno, protocolli che si stanno sottoscrivendo tra le associazioni di categoria e le prefetture su tutto il territorio nazionale. L'ultima è stata proprio l'altro giorno qui in provincia di Lecce, protocollo sottoscritto con il prefetto e tutte le aziende che svolgono attività di intrattenimento. Saluto anche l'avvocato Luca Pavanetto, avvocato cassazionista, grazie di essere qui. Avvocato, ecco, la sicurezza anche per voi, perché poi alla fine bisogna prendere l'avvocato, bisogna cercare di fare, ecco, questo percorso, delle volte questi processi che durano una vita infinita, costi alti. Come vede la situazione, avvocato? Intanto a te Mirella, grazie per l'invito, saluto anche il Presidente e tutti i telespettatori. Allora, se vogliamo fare un inquadramento dal punto di vista sistemico e parlare di sicurezza, bisogna secondo me partire da quello che è il tema principale, che è quello della sicurezza sulla strada. Come ben sai tu Mirella e come sanno i telespettatori, noi stiamo cercando di preparare un'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71 della Corte Costituzionale, perché vorremmo raccogliere almeno 50.000 firme per sensibilizzare e far partire definitivamente un progetto di legge che riguardi l'adozione ad esempio dell'airbag obbligatorio per i motociclisti. Ci siamo concentrati su questo tipo di battaglia perché effettivamente, se leggiamo un po' di cifre, e sono cifre sconfortanti, perché parliamo di 750 morti circa all'anno, basta pensare che ogni
ogni giorno ci sono 456 solo incidenti in moto, 19 ogni ora. E proviamo a immaginare che ci siano circa 600 feriti al giorno. Questa epidemia, io la chiamo ecatombe, che riguarda gli utenti della strada, in questo caso principalmente gli utenti in moto, va a colpire, secondo le ricerche recenti, circa appunto i 750 morti all'anno, ma possiamo immaginare che il target sono tutti giovani adulti, parliamo di un'età che va dai 25 ai 40 anni, quindi sicuramente potenziali e sicuri fruitori di quegli spettacoli che il Presidente ha appena nominato, e quindi anche questo potrebbe essere un qualcosa per cui dobbiamo lottare, dobbiamo sensibilizzare le persone e assolutamente raccogliere queste 50.000 firme per far scattare l'iniziativa popolare e quindi poi sottoporre il tutto e farlo diventare un vero e proprio progetto di legge. Per quanto riguarda poi l'inquadramento sistemico su cosa sia la sicurezza e sul lavoro che poi le forze di polizia, anche noi operatori del diritto e tutti quelli che seguono questo campo fanno, mi rendo conto che non possiamo fare inquadramenti sistemici senza poi fermarsi a quelle che sono le norme, volendo solo fare un piccolo appello a quelle che sono le norme sulla circolazione stradale, perché comunque questi locali meravigliosi vanno raggiunti e poi bisogna ritornare a casa in sicurezza. Dovremmo porre mente a quello che è l'articolo 589 bis del codice penale, in cui ma è notizia di comune intendimento, c'è stato un aggravamento delle pene giusto, sacrosanto, perché parliamo di pene che vanno da un minimo da 2 a 7 anni, ma se c'è l'uso di alcol o droga alla guida, parliamo sempre ovviamente di omicidi stradali, parliamo di pene che vanno da un minimo di 8 o 12 anni. Basti pensare che, ma anche per chi commette un omicidio stradale o delle lesioni in seguito a un aumento di velocità, basti pensare che basta superare di 50 km orari su un tratto extraurbano, la velocità quindi immaginiamo di 90 all'ora, perché la pena sia da un minimo da 5 a 10 anni. Quindi io vedo, Mirella, se posso esemplificare, vedo da una parte un giusto inasprimento delle pene, ma dall'altra parte il legislatore sta dimenticando le misure di sicurezza. Ecco che ad esempio l'airbag per le moto è una sacrosanta misura di sicurezza che non può essere ignorata. Basti pensare come ormai se l'ACI lo raccomanda, la Polstrada lo raccomanda, le altre associazioni di categoria lo raccomandano. In Spagna adesso, almeno per quanto riguarda il rilascio della patente di guida della moto, diventa obbligatorio. Poi ci sono paesi come Cipro o addirittura il Giappone in cui è obbligatorio. Questa secondo me è una strada che dobbiamo percorrere. Eppure Paolo Battistini, che ho avuto in prima battuta, referente familiari italiani vittime della strada, ha detto che la mozione in Europa non è stata al momento presa in considerazione perché le priorità sono altre. Però giustamente lui ha anche detto, Paolo Battistini, non demordiamo, andiamo avanti anche a livello italiano perché l'airbag deve diventare obbligatorio. Anche ieri morti con la moto, io non so, avvocato, se la politica si rende conto che sta parlando della vita delle persone, della sicurezza delle persone e la distruzione delle famiglie nel momento che perdono l'adorato figlio, il marito, il fratello. Prego, avvocato. Sì, è proprio così, Mirella, mi trovi perfettamente aderente alla tua presa di posizione, perché ecco perché volevamo con l'aiuto del Presidente poter avviare questa raccolta firme, perché è assolutamente necessario che la politica, come al solito, non viva distante da quelle che sono le necessità e le esigenze dei cittadini. Questa è una normalissima esigenza di sicurezza, perché è ovvio che se andiamo a vedere le statistiche, il numero di morti per incidenti con l'uso della motocicletta è il doppio rispetto a quelli dell'auto. È ovvio, gioco forza, ci sono strutture diverse, non ci sono le protezioni, ma io reputo che anche la battaglia per salvare
questi 800 morti all'anno, anche salvarne la metà con l'adozione di un airbag che ormai è un qualcosa di uso comune. Non dimentichiamo che l'airbag ha un sacco di potenzialità perché riduce sicuramente il rischio di lesioni gravi e i tempi di attivazione di un airbag sono dai 25 ai 50 millisecondi, quindi parliamo di neanche mezzo secondo. E dopo il primo ragionamento che potremmo fare è dire: ma come mai nelle competizioni sportive, nelle gare di moto vengono utilizzati, e nella vita di tutti i giorni in cui ci sono piloti che sono di sicuro meno preparati di quelli professionali non vengono resi obbligatorie? Sono le solite storture, le solite incongruenze e incomprensioni in cui ci troviamo di fronte quando chiediamo al sistema politico legislativo di rendersi conto di quella che è un'esigenza concreta e vera. Zeffirelli diceva che il mondo è sempre stato salvato da chi guardava avanti. Ecco, adottare un airbag è secondo me guardare avanti, guardare alla tutela dei cittadini. Abbiamo Mirella da Riesi, se non mi cade la linea, vai Mirella. Ben più importanti, ma se 800 morti sono solo in Italia, immagino che se facciamo il conto dei morti nell'Unione Europea ragioneremo di diverse migliaia, quindi secondo avvocato, me devo salvare interrompere, migliaia mi di cade la cittadini linea, è mi una sente missione avvocato? che merita di essere fatta. No, non mi sente. Allora, Mirella da Riese, vai Mirella. Sì. Prego. Posso parlare? Sì. Va bene. Allora domenica ero Cima Grappa. Una disperazione, saranno state 20 moto che sono passate davanti a noi, a forte velocità, con le ragazze dietro spietati su stradine strette, in curva, tutta una, ecco, e loro in 3 alla volta che andavano felici, correndo forte famati. Mi ho messo in mano sui capelli, ho detto una roba da disperazione, ne vuoi qualcosa da proteggerli perché non è possibile. Non si può neanche correre per strada perché ti ingracciano dappertutto, una cosa in curva è pericoloso a correre in quella maniera là. Purtroppo, grazie Mirella di questa testimonianza importante, è proprio vero che è così, non si rendono che oltre a loro c'è un'altra persona seduta dietro e veramente vediamo delle situazioni imbarazzanti e pericolose. Andiamo a vedere questa raccolta firme airbag alla discoteca Odissea, che grazie anche a questa associazione nazionale del sindacato da ballo abbiamo potuto fare. Sentiremo anche adesso cosa ne dice appunto Maurizio Pasqua, che è il presidente SILB. Gli ultimi dati che abbiamo in mano, rispecchiati proprio dalla provincia di Treviso, l'anno scorso 62 erano i morti, diciamo, in provincia e ben 15 con le due ruote. Cosa significa? Che ben il 25% è mancato con le due ruote. Un incidente mortale su 4 ha visto come vittima un centauro, e questo nonostante l'infinita serie di campagne di prevenzione e sensibilizzazione contro l'alcol e stupefacenti per chi si mette al volante, ma anche l'uso del telefonino mentre si guida. Infatti oggi più che mai i motociclisti convivono quotidianamente con le disattenzioni dei conducenti di altri veicoli e la caduta o l'impatto in corsa è la causa principale della mortalità sulle due ruote. Ecco perché da tempo è in atto una raccolta firme per una legge europea sull'utilizzo di tute airbag salvavita che sabato 6 aprile approderà anche all'interno dell'Odissea di Spresiano. Gli incidenti, ripeto, ci sono sempre stati, ahimè ci sono ancora, ci battiamo da sempre perché questo diminuisca in maniera molto significativa. Un tempo erano i rottami delle auto incidentate fuori dalle discoteche, oggi è la raccolta firme per rendere obbligatorio un dispositivo salvavita sulle due ruote. Tra gli aderenti all'iniziativa anche il sindaco di Spresiano, mentre sono stati invitati tutti gli altri amministratori locali della Marca. Ringrazio, tanto per dire qui, che sia anche di esempio poi per tutte le discoteche, diciamo, dell'Adriatico, e volevo cogliere l'occasione per vedere anche se l'assessore, l'avvocato De Checchi di Treviso, il sindaco di Treviso quella sera possa venire qui in discoteca. Questo perché? Perché ci sentiamo in qualche modo inalberati. Ancora da settembre la città di Treviso ci aveva promesso di portare al Consiglio Comunale l'approvazione della mozione dell'obbligo airbag da portare a Bruxelles, da portare a Strasburgo, e sono 7 mesi che è calendarizzata, ma siamo sempre all'ultima ruota del carro.
Mi diceva Andrea Dan che ancora adesso non ha ricevuto nessuna risposta. Allora, Presidente Pasca, cosa ne pensa di questa movimentazione anche delle discoteche? Sono là che arrivano, dove possiamo anche avere la possibilità di raccogliere tante firme. È importante, dobbiamo fare rete, fare squadra per il bene di tutta la comunità. Io penso che anche lei abbia dei figli o dei nipoti, oppure questi ragazzi che diventano i vostri figli quando entrano nei vostri locali, la sicurezza che dobbiamo dare, l'informazione che deve arrivare. Il futuro è nelle loro mani, non possiamo perdere questi ragazzi e non solo. Prego, Presidente Pasca. Guardi, è lodevole l'iniziativa da parte di Giannino Venerandi che nella sua discoteca promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti degli incidenti stradali. Però io non vorrei associare gli incidenti stradali alla discoteca come lo è stato negli anni 80-90 con le stragi del sabato sera. Al di là di tutto, che questi sono dati ufficiali che escono dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli incidenti negli ultimi 20 anni sono diminuiti di circa il 20%. Questo grazie a tutte le campagne di sensibilizzazione che ci sono state nell'arco di questi anni, ma io ritengo che non sempre è sufficiente, si possa fare sempre di più. Prendendo spunto dall'iniziativa di Giannino Venerandi nella sua discoteca Spesiano in provincia di Treviso, possiamo riproporre simile iniziativa anche in altre discoteche delle varie province italiane. Noi siamo stati sempre attori in tutte le campagne che sono state promosse a favore di una maggiore sensibilizzazione nei confronti dei giovani. Basta ricordarne alcune: Bob il guidatore designato, non ultima quella dell'anno scorso promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quella che praticamente è disco in bus, oppure taxi gratis in discoteca, che a volte sono state anche, devo essere sincero, non ben viste da una parte della politica italiana. Ecco. Ripeto, siamo favorevoli a queste campagne di sensibilizzazione e proporrò alle altre province di promuovere appunto l'iniziativa posta in essere dal signor Venerandi. La ringrazio, Presidente, contavo molto sulla sua adesione perché è molto importante, è là che dobbiamo fare prevenzione, Presidente, la prevenzione che aiuta, la comunicazione con la prevenzione a questi ragazzi che forse non si rendono conto della pericolosità. Purtroppo abbiamo anche delle infrastrutture molto scadenti, però dobbiamo lavorare con la prevenzione, fatta anche alle discoteche grazie al supporto del Presidente Pasca e di tutti gli altri veramente titolari di discoteche, che ringrazio Giannino Venerandi perché è sempre uno dei primi che veramente parte concretamente con quello che veramente è la comunicazione per la prevenzione e la sicurezza della persona. Avvocato Pavanetto, come commenta le parole del Presidente Pasca? Allora dobbiamo unire le forze, cercare di portare avanti, adesso si apre la bella stagione, si vendono tante motociclette, ecco, ma soprattutto la prevenzione dell'informazione sulla sicurezza stradale, questo è importante. Prego, Avvocato. Sì, ho apprezzato particolarmente le parole del Presidente e lungi dalle nostre intenzioni quelle di associare discoteca a incidenti stradali. Noi invece quello che vogliamo associare, vista anche l'iniziativa di Venerandi e quella che stiamo portando avanti in comune, è proprio voler associare la possibilità che hanno le discoteche come cuore pulsante di portare questo messaggio ai giovani, perché le iniziative che ha citato il Presidente del bus e di tutto il resto, dei trasporti sicuri, se c'è qualcuno che ha cercato di fare qualcosa per il mondo dei giovani è stata proprio l'ambiente della discoteca o dei locali da ballo, proprio perché ne ha più la sensibilità, ne ha più il contatto. Quindi quello che noi chiediamo è proprio poter collaborare con loro per arrivare a queste 50.000 firme. Poi insomma con il Presidente eventualmente ci metteremo in contatto anche per poter parlare poi con i presidenti regionali in modo da poter avviare concretamente
sicuramente è una richiesta di questo tipo, ma è proprio contando sulla sensibilità di chi i giovani li vede davvero e ne ha il volto e il contatto continuo. È per questo che insomma abbiamo insistito in questo progetto che, ripeto, mira a salvare vite umane, se no diventiamo davvero delle persone che hanno poco a cuore gli interessi di coloro che vivono accanto a noi. E per una volta tanto abbiamo noi il coltello dalla parte del manico, perché in autunno ci saranno le regionali, sarà molto importante far sentire la nostra voce prima, per far capire chi è sensibile a questo tema. Stiamo parlando di giovani, di famiglie, di ambiente e di sicurezza. Più di così, Presidente Pasca, allora cosa dici? Intanto la ringrazio anch'io per questo supporto che ci darà con questo coinvolgimento proprio per creare prevenzione con l'informazione e soprattutto far capire alla politica che noi ci siamo, che vogliamo delle risposte concrete, complete, perché la sicurezza riguarda tutti, riguarda anche loro. Prego Presidente Pasca. Guardi, noi siamo felicissimi quando magari riusciamo a salvare una vita umana. La mia ampia disponibilità a promuovere l'iniziativa in tutte le discoteche associate al SIRB, sia a livello regionale che a livello nazionale. Mettiamoci in contatto e vediamo come portare avanti congiuntamente questa iniziativa. Da parte mia la mia più ampia disponibilità. Come ci saluta Presidente? Ormai il tempo è terminato, che messaggio vuole dare? Si apre questa stagione bellissima che è questa estate fantastica, specialmente per i giovani, ma pensiamo anche ai genitori e ai familiari a casa. Ecco, che messaggio vuole dare? Perché noi parliamo delle discoteche come un incontro di aggregazione, di socializzare, di stare assieme. Questo è il nocciolo, prego. Divertiamoci, ma divertiamoci con un sano divertimento, con il buonsenso e con la testa sulle spalle, perché ritornare a casa dopo una serata di puro divertimento è la cosa più bella che possa esserci. Presidente, la violenza, c'è tutta questa violenza, cosa vede lei dal suo osservatorio? Ma purtroppo, guarda, da più anni stiamo assistendo a un incremento da parte di una società sempre più violenta e riguarda prevalentemente i giovani, se non i giovanissimi. Quotidianamente assistiamo a delle risse in tutte le località italiane. Io credo che bisogna fare ancora qualcosa di più rispetto a quello che già si sta facendo. Innanzitutto partendo dall'educazione nella famiglia, cercare di trasmettere ai nostri ragazzi quei valori che un tempo i nostri genitori hanno insegnato a noi e che purtroppo questo non avviene. Siamo tutti genitori e dovremmo tutti impegnarci appunto a trasmettere ai nostri ragazzi i veri valori della vita. Io penso che il tema sia molto abbinato, sicurezza, airbag e violenza, perché tu quando ti comporti male fai violenza a te stesso e agli altri, perciò io penso che sia un qualcosa che unisce. Ecco, parlare di violenza anche con la sicurezza è un tema fondamentale per prevenire poi i disastri che accadono, perciò veramente grazie al Presidente Pasca, la metterò in contatto con il nostro avvocato che fa parte anche del coordinamento Veneti Scazzati dalla crisi, che è un coordinatore di questa grande associazione italiana familiari vittime della strada, per cercare di schiacciare veramente l'acceleratore con la politica e di capire noi stiamo facendo questo. Voi ci siete, grazie veramente Presidente Pasqua, veramente grazie. Avvocato, come ci saluta? Velocissimo. Allora, che apprezzo davvero tantissimo quello che ha detto il Presidente, ci mettiamo completamente a disposizione e bisogna insistere su questo percorso, perché altrimenti diventiamo come il ministro Fouché di Napoleone, che diceva che tante volte è peggio un errore di un crimine. Ecco, sarebbe un errore non sfruttare le forze buone che ci sono in Italia, come l'associazione SILB e tutti noi, per poter fare qualcosa. Non commettiamo errori, ma insieme procediamo spediti. Grazie
Grazie, veramente grazie anche all'avvocato Luca Pavanetto di essere stato con noi, veramente grazie anche per le parole e soprattutto per il supporto che questa mattina ha dato il presidente del SIB nazionale, non a caso nazionale, Maurizio Pasca, per cercare di unire le forze e di portare avanti il tema della sicurezza, non solo stradale ma sicurezza a 360 gradi. Allora, parlando di sicurezza, vi lascio queste immagini di Fulvio Marotto per far capire che anche nel mondo dei diversamente agili si può fare e la sicurezza è il primo tema. Andiamo a vedere, noi ci vedremo lunedì. Ciao, sono Fulvio Marotto, sono nato in Svizzera, nel 2003 ho preso un'influenza, ho fatto setticemia, ho perso le gambe, le mani e il naso. Dopo un anno di ospedale sono tornato a casa e dopo qualche giorno mi sono costruito un paio di protesi per poter andare in macchina perché non avevo le gambe. Il ricordo più importante che ho avuto è essere andato al supermercato da solo, quindi il giorno che mi sono sentito autonomo, perché sennò avevi sempre bisogno di qualcuno per spostarti. Dopodiché ho cominciato ad andare in bicicletta e già dopo una settimana riuscivo a muovermi, quindi a andare dove volevo in bici, perché in carrozzina non riesciamo, perché gli scalini è un casino muoversi, specialmente senza le mani non è semplicissimo. E poi via via ho cominciato a sviluppare questo nuovo sistema, perché le prime protesi mie erano in alluminio, erano proprio una cosa molto molto improvvisata. Poi ho cominciato a farle con le fibre, quindi con stampi, con gesso, e fino ad arrivare adesso che cammino insomma quasi meglio di prima. Ad esempio scio meglio di prima, patino meglio di prima, guidare la moto guido meglio di prima. E tutto questo perché studio dei sistemi che mi aumentano la velocità l'automatismo. Io faccio il meccanico, carrozziere, faccio tuttora. Quando sono andato a farmi le protesi su un grosso centro d'Italia, ero già andato con le mie protesi, quelle che mi ero costruito. Non avevo neanche i piedi perché avevo le mezze lune ancora 8-9 anni fa, e sono andato a farmi queste gambe. Poi sono uscito dal centro protesi dopo una settimana, 3-4 giorni, e camminavo meglio con le mie. Quindi tornato a casa e ho ricominciato a costruirle da me, quindi ho detto se io in 2 mesi ho fatto meglio, quindi tanto vale che managgio, e quindi ho continuato a sviluppare quello che stavo facendo. Sono finanziato in parte con l'Università di Trieste, con l'Aria Science Park, che sta finanziando i brevetti. Adesso quando si fa un invaso, una protesi, si prende la forma col gesso, tipo quando ti rompi un braccio ti fasciano e prendono la forma, dopodiché si danno delle pressioni diverse, quindi come fare una scultura. Il sistema che ho brevettato io salta questa fase di fare la scultura, quindi fai lo stampo direttamente alla protesi, quindi molto più veloce e chiaramente molto più efficace, nel senso, ad esempio, una cosa più importante di questo è che con questo tipo di amputazione io ho un calzino normalissimo, quindi non ho cuffie di silicone, nessuno cammina con questo tipo di amputazione senza cuffie di silicone, e io posso cambiare le gambe molto più veloce che una persona normale e andarmene tranquillo. Questa è la prima moto al mondo che si può guidare senza tutti i 4 gli arti. La cosa importante di questo adattamento è che non ha chiesto nemmeno il nulla osta, perché non ha toccato nessuno dei comandi originali. Praticamente io regolo la forza d'ancoraggio facendo questa torsione, quindi facendo così io posso tirare, però sono svincolato.
carrozzina della campionessa olimpica di sci Francesca Porcellato, gli abbiamo consegnato la carrozzina. Allora, questa è la carrozzina che ha vinto le Olimpiadi, ha vinto la medaglia d'oro di fondo, di lei fatta su misura, quindi compressa, l'abbiamo stampata col gesso, abbiamo fatto uno stampo in fibra, quindi questa è lei in tutto e per tutto dalla schiena fino ai piedi. Abbiamo riempito di gesso questa forma e poi li abbiamo rifatti in carbonio. Questo è un ragazzo di Venezia che tramite un incidente ha perso la forza del braccio, quindi ha il braccio attaccato al collo, sai. Quindi questo serve per mantenere il braccio senza avere il laccio sul collo. Questa è la manina di una ragazzina che è rimasta senza mani che vuole andare in canoa. Va messo così e va inserito così. Questo è uguale, però non ha la mano, è amputato sul braccio. Questo addirittura senza completamente le braccia. Ho fatto uno stampino infradito, quindi lui contrappone il pollice con il resto delle dita e stringe, quindi resta bloccato totalmente al volante, quindi lui guida col piede il volante di una macchina. E quando mi arrivavano i psicologi erano molto più depressi di me, anche perché avevo tutte le ossa fuori sia delle gambe che delle mani, senza il naso. Faceva un po' schifo insomma da vedere, quindi quando mi arrivava il psicologo dovevo io aiutare lui. Dopo, quando mi sono messo in piedi, anzi ancora prima di mettermi in piedi, perché io sono andato in moto ancora prima di camminare, e difatti ancora quando ero in carrozzina, io magari gli amici che vengono a trovarsi, quelli che correvi in moto come prima, cioè mi vedevano così, ma avevo anche tutte le ossa fuori, ero proprio sfasciato, e dicevo vorrei farmi una moto per andare in moto, e mi prendevano per pazzo, nel senso, ma non è che me lo dicevano, lo capivi, cioè, ma sì, ma dai, cioè, ci giravano attorno e capivi che questo è scemo. E niente, l'ho detto 2 o 3 volte, poi non l'ho detto più perché ho visto proprio che mi prendevano per scemo. E quello mi ha dato anche un input in più per farlo veramente. Adesso vado più forte di prima.